si parte questa mattina con una triste notizia. Abbiamo perso Sammy Basso, avete sentito, ne hanno parlato tutti, perché un esempio veramente di giustizia, di cultura, di serenità, di umiltà soprattutto. Io penso che il nostro direttore Luigi Bacciali, c'ero anch'io quella sera a Focus, l'abbiamo avuto ospite come prima di tutti. Secondo me proprio è stata una serata particolare dove c'era Sammy Basso e guardate, è stata una cosa incredibile. Forse siamo stati anche la prima perché siamo stati e siamo forse quelli più vicini al sociale, alla solidarietà, all'unione del volontariato che cerchiamo in tutte le maniere di dare visibilità. E mi ricordo questa serata di questo splendido ragazzo, uomo, che non si dava per vinto, con una voglia di combattere, soprattutto l'amore per l'adorata mamma. Voi non avete idea, era una cosa sola. Ecco, questa famiglia, questa mamma incredibile. Perciò un grande abbraccio a tutta la famiglia Basso e Sammy, ci mancherai tantissimo. Detto questo, poi vediamo anche le immagini, perché è giusto anche ricordarlo prima di presentare gli ospiti. Allora andiamo a vedere proprio le immagini di Sammy Basso, così lo salutiamo. Sarà difficile abituarsi a una normalità senza di lui. Oggi è una giornata davvero triste e colma di dolore. Si è spento nella notte Sammy Basso, il ricercatore di Tezze sul Brenta affetto da progeria. Laureato in biologia molecolare, ha dedicato la sua vita allo studio della sua patologia che porta all'invecchiamento precoce delle cellule. Avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 1° dicembre. Il decesso è avvenuto mentre si trovava al ristorante con gli amici, oggi davanti alla casa di via 4 Novembre, dove viveva con mamma Laura Lucchin e papà Almerigo Basso. C'erano tutti i suoi amici, proprio loro che anche in questa occasione erano con lui e per primi lo hanno soccorso appena si è sentito male in attesa dell'ambulanza. È stata una giornata di festa, eravamo a un matrimonio di amici, tra amici, e a fine serata non si è sentito bene. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, perché tra l'altro lui stesso ci ha formati per il primo soccorso. Ecco, è stata una sua volontà. Negli anni passati abbiamo seguito diversi corsi, abbiamo fatto tutto quello che c'era possibile fare, i soccorsi sono arrivati, purtroppo è stata rapidamente, ecco, se n'è andato. Sammy, grazie anche alla sua ricerca, grazie anche alle tantissime sperimentazioni fatte negli Stati Uniti, Sammy era il più longevo al mondo affetto da progeria. Sì, era appena tornato da un viaggio in Cina in cui era contentissimo di aver instaurato nuovi rapporti istituzionali e di ricerca, quindi aveva sempre uno sguardo proiettato veramente non una settimana più avanti ma anni e anni, insomma sapeva benissimo che il suo lavoro non sarebbe servito tanto a lui ma a chi viene dopo di lui, ecco, quindi non ci resta che proseguire sulla strada che ci ha tracciato e in cui ci ha coinvolto. La cosa più bella che ricorda di Sammy qual è? È lui stesso, cioè il suo modo di essere, la sua genuinità. Era veramente la migliore persona che ho conosciuto, ecco, la migliore persona che tanti di noi hanno conosciuto, ecco. Tra l'altro lui diceva non bisogna essere perfetti per fare, bisogna fare, punto. Sì, e più si è, come vedete, più si fa. In tanti si fa tutto, diceva. Scioccato il personale di Villa Razzolini Loredan, il ristorante di Asolo dove Sammy si è spento. Il gestore Sergio Dussin lo conosceva molto bene e ci racconta il senso di impotenza provato quando Sammy si è spento. È visibilmente scosso e commosso dalla perdita di questo giovane scienziato pieno di calore e di voglia di vivere. Ha fatto il pranzo normale, poi è sceso con gli amici così e a un certo punto si è sentito. Ciao Sammy, come avete sentito da questo ragazzo, questo grande amico, questa famiglia, anche lui che aveva creato, mancherà molto a tutti quanti. Grazie, grazie Sammy. Allora presento subito Enzo Andretta, presidente consulta delle associazioni combattentistiche dell'Arma della città di Treviso. Grazie
Andretta di essere qui, grazie Presidente. E ci colleghiamo anche, vediamo, con Napoli, con Marco Caramanna, Presidente La Casa di Matteo di Napoli, comunità sociosanitaria per i bambini neonati in stato di adozione o affido, affetti da patologie ad alta complessità assistenziale. Guarda Caramanna, ciao, io non so come ringraziarti, guarda veramente quando io chiamo Caramanna presente, perché capite che noi facciamo parte dell'Italia, noi siamo italiani, ma soprattutto perché quando c'è la fragilità il sud aiuta il nord, perché il nord delle volte arriva al sud per avere queste prestazioni, questi aiuti. Allora eccolo qua Caramanna, parto proprio da Caramanna, ecco il nord che arriva al sud per essere aiutato, per essere supportato. Dobbiamo anche spiegarle Caramanna, perché siamo sempre divisi, no, nord da una parte, sud da un'altra. Invece facciamo capire quando la fragilità è evidente, è forte, che l'aiuto non ha confini. Prego Caramanna, com'è la situazione? Allora, grazie sempre per l'invito che ci fate. È un modo per condividere appunto le nostre esperienze con quelle degli altri. L'Italia è un'unica nazione, nord e sud è solo per indicare geograficamente dove si trova un territorio rispetto a un altro, ma devo dire che noi siamo sempre stati anche aiutati dal nord, così come abbiamo cercato di aiutare per quello che era possibile per noi il territorio sopra di noi. Noi avendo diciamo dei posti molto limitati per i bambini, le richieste sono sempre tante, quindi si crea comunque una sorta di lista d'attesa purtroppo, e le richieste arrivano un po' dappertutto, perché essendo noi un progetto un po' speciale che riesce a unire il sanitario con l'educativo e l'emotivo, quindi curare sia l'aspetto sanitario che quello educativo, siamo un po' una realtà unica, e quindi essendoci tante situazioni complicate per l'Italia, le richieste poi arrivano da tanti posti, dal nord, dal sud, dal centro, ci è capitato anche addirittura una volta dalla Sicilia. E devo dire che anche noi siamo anche in stretto contatto con un'associazione proprio lì vicino a voi, si chiama Leucemia, che ogni tanto loro vengono a trovarci, ci preparano anche del materiale che ci possa aiutare per diciamo sostenere e accudire i bambini che ci vengono dati in affido. Grazie Caramanna, allora andiamo a vedere anche questo video Casa Matteo, però prima diamo la parola al nostro Rinaldo da Venezia, se no il centralino viene bloccato, non riesco a capire cosa succede. Allora andiamo subito la parola a Rinaldo, Rinaldo veloce che andiamo a vedere questo video importantissimo. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo al dolore della famiglia Basso. Io conoscevo Basso, una grande persona, sfortunata ma grande, immenso, una persona che gli ha dato tanto, gli ha fatto, non gli sarà niente, però se ricorderemo sempre, vero, finché sulla terra che sei uno che lo ha conosciuto, Basso vivrà sempre e sarà sempre nei cuori di noi altri, perché era una persona sfortunata ma grande, bravo, cosa dire? Persone come io, purtroppo, i più buoni senatori, ma mai che si andava via tranquillo, non ha sofferto, si andava via come i buoni, come i grandi, è una persona che non se ne smentiremo mai. Grazie caro Rinaldo, grazie anche per questo ricordo che hai fatto anche tu, farà molto piacere alla famiglia. Ecco, avete sentito, io penso che veramente tutti quanti ieri sono concentrati, telegiornali, giornali questa mattina, su quello veramente che ha cercato di far capire Sammy Basso. Guardate, è stata una cosa veramente commovente. Allora andiamo a vedere il video del nostro Caramanna. Noi
Noi crediamo tantissimo nella dimensione della casa, nel dare il senso di appartenenza a una famiglia. Non stare in un letto di ospedale dove la luce è accesa H24, già solo quello dà un senso di tempo anche al bambino, poter essere accarezzato, coccolato. When it all goes to hell, will you still be my friend? Bellissimo! Abbiamo la possibilità e siamo preparati per accogliere bambini con gravi patologie e con gravissime disabilità. I bambini che possiamo ospitare sono 7. Face to the sea and my back to the land. L'idea è nata da una storia vera, perché Matteo era un bambino che è stato adottato dall'adozione, hanno scoperto che il bambino aveva un brutto male, aveva un tumore al cervello. Loro hanno seguito e hanno assistito il bambino per tutto questo percorso così doloroso fin quando il bambino non ce l'ha fatta più. Se non fosse stato adottato per tempo il bambino, Matteo probabilmente tutto questo percorso così faticoso l'avrebbe dovuto fare da solo, quindi senza un affetto di una mamma, un sostegno di un padre, di una nonna, e sarebbe stato veramente terribile. E ci siamo resi conto che probabilmente negli ospedali c'erano tantissimi bambini nella stessa situazione di Matteo e abbiamo deciso di aprire la casa di Matteo. If you can't come with me, I'll understand. I bambini possono arrivare qui da noi o sotto segnalazione degli assistenti sociali, quindi tramite tribunale, oppure possono arrivare per scelta dei genitori anche, perché alcune volte ci sono delle condizioni così difficili da gestire da soli in casa, dove il genitore, anche quello più volenteroso, spesso non riesce, perché ci sono bambini che hanno bisogno di un'assistenza H24 e molte volte l'ASL non ti garantisce questa assistenza. Siamo vedendo uno. Un bacetto, un bacio. Quando si libera un posto qui da noi si può liberare solamente per 3 motivi: o perché il bambino è rientrato in famiglia e quindi i genitori hanno fatto un percorso di recupero delle responsabilità genitoriali. Quante volte è successo? 3 volte. Su un numero molto superiore. Oppure si riesce ad affidare il bambino, e ci è successo una sola volta, oppure il bambino muore, e questo ci è successo 2 volte. E quello è il lato più brutto. Qui da noi sono solo 7, un po' per motivi burocratici, un po' per scelta nostra personale, perché avere più posti letto vorrebbe dire trasformare il nostro progetto, quindi non ci sarebbe più la cura familiare che noi diamo, ma diventerebbe una cura, un'assistenza ospedaliera. Quando mi dicono che il bambino ha una prospettiva di vita molto breve, per me è quasi più facile scegliere quel bambino, perché proprio perché so che avrà un pochissimo tempo a sua disposizione, già un bambino che avrebbe dovuto avere una vita molto lunga, e quel piccolo tempo che gli è stato dato a disposizione io preferisco non farglielo passare in un letto di ospedale da solo abbandonato, quindi io mi è più facile scegliere l'ingresso di quel bambino, perché so che in quel poco tempo noi riusciamo a potergli dare qualcosa, a donargli un minimo di calore, di affetto. The end of the world at the palm of my hand. When it all goes to hell, will you still be my friend? My face to the sea and my back to the land. If you can't come with me,
Abbiamo in linea Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Mirella, stamattina è tragica la situazione. E vedo questi bambini qua, una roba impressionante, per fortuna che abbiamo gente che fa, no chi parla solo, chi fa, che fanno. Bravo. Poi ho un dolore per Sammy, si sapeva che doveva andare, però è stato bravo perché ha rischiato di andare dappertutto, ha fatto di tutto di più quello che si sentiva di fare. Faccio le condoglianze ai suoi genitori, vi saluto. Grazie cara Giulia, ecco vedete questa grande famiglia che si unisce a un'altra famiglia per la perdita di questo uomo meraviglioso che abbiamo la fortuna di aver conosciuto e di averlo anche supportato in queste battaglie impossibili, ma per lui facili, perché lui girava il mondo per portare avanti questa progeria, questa malattia rara. Allora adesso salutiamo, grazie Giusy, Enzo Andretta, Presidente Consulta delle Associazioni Combattentistiche d'Arma della città di Treviso, perché è qui questa mattina con Mirella e con Marco Caramanna, perché questo Presidente, grazie a lui, si sono riusciti ad avere i farmaci per i bambini nelle farmacie. Ero veramente in crisi perché non riuscivo a trovare persone, perché i volontari sono già tanto impegnati, i miei volontari, però era talmente importante avere questi farmaci, questi prodotti farmaceutici per i bambini, visto che io mi sono iscritta alla Fondazione Rava, dove una volta all'anno a novembre vengono raccolti questi medicinali nelle farmacie. Sono riuscita ad avere anche tante farmacie, mancava il personale. E guarda chi ha ascoltato Mirella, Enzo Andretta, questo presidente, e sarà lui che troverete con i suoi collaboratori, con i suoi volontari nelle farmacie quando ci sarà questa la raccolta, farmacie per i bambini. Perché per i bambini? Perché sono i più fragili, sono bambini, come avete sentito Caramanna che l'ha spiegato molto bene, se non ci fossimo noi, se non ci fosse questo affido, poi questa adozione, farebbero dei percorsi da soli con delle malattie terribili. Ecco, noi dobbiamo aiutare le fragilità. Prego Andretta. Buongiorno Mirella, mi permetta di unirmi al dolore per la mancanza di questa persona di grandi valori, un grande trascinatore secondo me, che quindi dovremmo prendere tutti esempio da questa persona. Noi come associazioni d'Arma ci mettiamo a disposizione quando possiamo, abbiamo preso molto volentieri l'invito da parte vostra. Mi spiace che non abbiamo neppure le foto dell'anno scorso che erano state fatte anche di 2 anni fa di queste persone all'interno delle farmacie, prego. Magari le rifaremo con la prossima nostra presenza. Per noi è stata una cosa importante. Secondo me il rapporto anche con le persone, presentare questo progetto e sentire e vedere la sensibilità di chi donava è una cosa molto importante. Quindi ben venga questa nuova nostra presenza e vediamo di portare il doppio dei prodotti che abbiamo raccolto l'anno scorso. Un'altra cosa importante, andiamo anche a sentire dove Sport Senza Barriere, all'Associazione Combattenti, perché questo Sport Senza Barriere, che vorrei anche farlo vedere a Caramanna, è proprio per unire le fragilità, perché non si vedono le diversità. Ecco, nello sport siamo tutti uguali e vi posso assicurare che quel giorno veramente non si notava il ragazzo diversamente agile, come le chiama Mirella, si vedeva solo sport e ragazzi che giocavano. Allora sentiamo queste interviste di altri volontari preziosi anche a Villa Margherita che abbiamo avuto, che sono i Vigili del Fuoco. Andiamo a sentire. Siamo al 15 settembre, giornata meravigliosa all'Ippodromo di Sant'Artemio, Sport Senza Barriere, ma soprattutto tante associazioni di volontariato che partecipano a questa importante giornata. Iniziamo con la consulta delle associazioni combattentistiche d'Arma di Treviso, sempre presenti con Villa Margherita Inclusiva e tutte le manifestazioni che abbiamo fatto con le associazioni, abbracciano le associazioni. Siamo con Mirko Gottardi che rappresenta anche lui la consulta assieme ad altri colleghi. Cos'è questa giornata, Mirko Gottardi, per voi oggi?
Per noi oggi questa giornata è una giornata favolosa perché lo sport è molto importante per noi come associazioni e per cui anche per i giovani e tutti quelli che lo fanno, insomma, questo sport. E tra cui è una giornata favolosa, insomma, ecco. Ce n'è per tutti, diciamo, ecco, chi ha voglia di vedere qualcosa di importante e conoscere, oggi è il momento giusto, la giornata giusta. Siamo con Piccolo Francesco, io rappresento l'Associazione Combattenti e Reduci di Monigo e anche noi siamo qui molto felici di essere presenti e di collaborare alla riuscita dell'evento. Diciamo che, come diceva il collega, lo sport è molto importante per includere chi ha più difficoltà di noi. È importante anche per noi delle associazioni d'Arma per farci conoscere, visto anche noi il nostro calo di soci. Quindi è un mutuo aiutarsi tra organizzazioni che può fare del bene a tutta la comunità e a tutta la popolazione. Grazie, siamo con Moreno Favaretto, un ex capo reparto dei Vigili del Fuoco, ora in quiescenza, quindi siamo con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo. E niente, giornate come questa ce ne vorrebbero, non dico una al giorno, una o due al mese, perché si fa gruppo, i bambini così fanno dello sport, lo sport fa sempre bene e quindi ci si diverte. Grazie, siamo con Bidoli Silvano. Noi di sport siamo nati con lo sport, noi Vigili del Fuoco, e moriremo ancora con lo sport. No, dai. Con lo sport e anche col volontariato che stiamo facendo adesso. Giornate meravigliose, grazie a te Mirella che organizzi tutte queste belle cose, va bene? Grazie, gentilissimo, buon lavoro ragazzi. Allora Caramanna, hai visto cosa abbiamo creato per il terzo anno consecutivo, Sport Senza Barriere, proprio per far capire l'inclusività. Ecco, avete sentito anche questi vigili del fuoco in congedo, questo mondo del volontariato che si è unito proprio per far capire l'importanza di non vedere le diversità. Ecco, cosa hai notato in questo video da queste parole, specialmente del mondo del volontariato, Caramanna? Che quando ci sono dei vuoti sui territori la maggior parte delle volte vengono sempre colmati dalle associazioni e dai volontariati che rappresentano le associazioni. E le associazioni sono il fondamento, penso, per la nostra società ad oggi, che è quella che è più attiva proprio per l'inclusione di tutto quello che può emarginare delle diversità. Quindi una giornata come questa, dove anche noi a Napoli abbiamo la giornata dello sport senza barriere, è aperta proprio a tutti i bambini che hanno diverse abilità e anche i bambini normodotati, in modo che possano stare insieme e condividere dei momenti di gioia spensierati. E devo dire che spesso è un limite nostro quello di vedere queste diversità. I bambini sono molto più bravi di noi, loro vedono semplicemente il bambino, non la disabilità, riescono ad andare oltre. Quindi dobbiamo noi adulti prendere da loro questa loro capacità e cercare di farla nostra e capire che queste diversità possono essere superate anche conoscendole. Quindi sicuramente nelle scuole bisogna attivare qualche programma, qualche attività che possa far conoscere delle situazioni diverse da quelle che noi riteniamo normali, in modo da rendere anche quelle situazioni diverse ormai farle rientrare nella normalità quotidiana. I miei bambini sono abituati a vedere tutto questo e per loro vedere un bambino in carrozzina o qualcosa di diverso non ci fanno neanche più caso, e questo dobbiamo capirlo anche noi adulti in giornate come queste. Vedi Caramanna, perché faccio vedere questi servizi e questi video? Perché una cosa che devono sapere a casa chi non ha partecipato, quando il ragazzo ha di fronte un bambino fragile, un ragazzo fragile, senza che tu gli dici niente, lui si prende cura della fragilità e capisce che quella fragilità va supportata. Noi avevamo Giorgio, un bambino molto fragile, Caramanna,
che voleva giocare a pallone, non l'aveva mai fatto perché appunto per gravi problemi di salute che aveva. Ma era talmente una voglia di giocare questo assieme ad altri ragazzi, e io assieme al suo papà e sua mamma ho detto ci proviamo, e loro hanno detto sì Mirella, tu dovessi vedere, lo dico anche a Andretta, perché Andretta era là ma era addetto alle entrate e alle uscite perché c'era una marea di gente, veramente tantissime, tu dovresti vedere Caramanna come l'hanno protetto anche giocando Giorgio, perché avevano capito che dovevano essere loro a proteggere Giorgio anche giocando. Non ti dico la felicità di Giorgio. La prima cosa che mi ha detto, quando la fai la prossima volta? Hai sentito quel vigile del fuoco diversamente giovane che ha detto forse ci vorrebbero quasi tutti i giorni queste manifestazioni per far capire l'inclusività. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, questi ragazzi anche un po' ribelli, quando li metti di fronte alla fragilità si sciolgono come neve al sole. Forse dovremmo fare questo, ecco, intrigarli di più anche con questi altri ragazzi che hanno bisogno del loro supporto. Cosa dici Caramana? Perché dovremmo pur venire fuori con queste famigerate, come si dice, baby gang, che pochi tengono in pugno, vigili, polizia municipale, sindaci, forze dell'ordine, cittadini. Tu vivi a Napoli, perciò sai di cosa parlo. Ecco, forse i più fragili sono proprio questi ragazzi. Prego Caramana. Sì, assolutamente. Oggigiorno c'è una grande fragilità tra i ragazzi, vissuta anche in maniera diversa, dovuta anche da delle problematiche diverse. Noi come associazione Casa di Matteo in realtà a Napoli gestiamo anche un centro giovanile che serve proprio a questo, a cercare di tenere in un ambiente diciamo protetto, controllato i ragazzi più, tra virgolette, agitati, che possono trovarsi in situazioni difficili, e far uscire di casa invece ragazzi che non ci dimentichiamo che oggigiorno ci sono anche ragazzi che hanno difficoltà poi a uscire di casa, si chiudono in casa o per diverse paure o perché legati semplicemente a questa voglia di voler giocare online a questi videogiochi, che è diventato veramente abbastanza deleteria come cosa. E quindi noi in questo centro giovanile cerchiamo di riprodurre un po' quello che hai detto tu, di unire queste varie situazioni e fragilità e renderli partecipi di un'attività comune, che possa essere o fare teatro, musica, o anche alcune volte proiettiamo dei film selezionati, o cerchiamo di invogliarli a cercare un loro lato artistico, comunque di potenziare l'aspetto che per loro potrebbe poi servire di più anche nel mondo del lavoro, e unirli, e ognuno poi devo dire che riceviamo anche dei buoni risultati, perché appunto l'unione sembra diciamo una sciocchezza, ma veramente l'unione fa la forza e ognuno di loro poi supporta la parte debole dell'altro. Grazie per queste parole Marco Caramanna che hai detto. Allora adesso andiamo da Enzo Andretta. Presidente, cosa vuol dire fare questo tipo del volontariato proprio per far capire che anche le associazioni combattentistiche dell'Arma della città di Treviso sono presenti nella socializzazione, nell'inclusività, ecco, nella fragilità e nelle marginalità? Prego. Mirella, io ringrazio lei che ci coinvolge sempre. Noi nel nostro piccolo possiamo dare, come possiamo dire, la nostra presenza e dare il nostro servizio. Purtroppo anche noi soffriamo sempre della mancanza dei rincalzi, non avendo il servizio di leva, non abbiamo più nuovi giovani che si uniscono all'associazione. Ecco, adesso si vede la foto appunto della farmacia. Abbiamo avuto una bellissima esperienza, tant'è vero che qualcuno ci ha contattato, che ha visto questa iniziativa, di altre associazioni d'Arma che vorrebbero partecipare a questo evento, e quindi ecco, possiamo dire che cerchiamo di renderci anche noi utili in quello che possiamo a chi ha bisogno, la difficoltà delle famiglie, di questi giovani. Mi piace quello che ha detto adesso questo ragazzo, perché è una bellissima iniziativa riuscire a coinvolgere i giovani
e dargli delle opportunità anche di avvicinarsi al lavoro, quindi se hanno delle paure, se hanno delle fragilità, riuscire a convincerli e darle delle sicurezze. Questo è molto importante secondo me. Allora, un'altra cosa che volevamo capire, Presidente Andretta, è chi è che si avvicinava a donare questi farmaci, perché già quando entri in una farmacia quello che noti sono soprattutto le fragilità, diversamente giovani, con tanti acciacchi, tante patologie, persone che hanno problemi di salute. Chi è che si avvicinava al dono, a questo farmaco per bambini? Erano curiosi di capire cos'era, il perché, ecco l'importanza anche della divisa. Prego Andretta. Diciamo che abbiamo fatto un rapporto molto subito con le persone che entravano, dove ci presentavamo e lasciavamo il foglietto dell'iniziativa, presentavamo appunto cos'era questa raccolta di farmaci per uso pediatrico e quindi diciamo che il 90% delle persone che entrava in farmacia donava. Quindi dagli anziani ai giovani, addirittura mamme con bambini, quindi non abbiamo avuto differenza di età o cosa. Quindi è stata una bellissima esperienza e ripeto, abbiamo persone di altre associazioni che ci hanno già chiesto quando sarà questa iniziativa. E soprattutto una cosa che si nota, io le ho fatte le raccolte, perciò parlo per cose viste, che uscivano col sorriso tutti quanti, cioè la buona azione, la buona azione che fai in quel momento ti porta a uscire più sereno. Prima non ci avresti pensato, arrivavi magari triste, ecco anche un po' magari arrabbiato. Quando esce, fai la donazione, vedi che le persone escono col sorriso. Sono felici, sbaglio o l'ha notata anche lei, Presidente, questa storia? No, si entra arrabbiati e si esce felici per la donazione, ecco il gesto che hai fatto di solidarietà. Questo è vero, sì, sì. Infatti probabilmente si sentivano sollevati di aver dato anche loro una parte, un contributo per queste persone e famiglie con difficoltà. Caramanna, forse ecco, dobbiamo intrigarli di più questi cittadini, queste persone, delle volte non ci conoscono, perché io faccio vedere Caramanna? Perché è presidente della Casa di Matteo di Napoli, ma però avete sentito che aiuta anche il nord, perché non sono tante le strutture che possono accogliere questi bambini, questi ragazzi. Perciò l'importanza di conoscere anche cosa si fa al sud è fondamentale, Caramanna. Noi dobbiamo vedere queste cose, questi sono gli esempi positivi che uniscono il paese, o sbaglio? Prego Caramanna, poi andiamo in pubblicità. Assolutamente sono questi esempi che uniscono il paese e devo dire che noi lo diciamo sempre, la beneficenza e il supporto a chi ne ha più bisogno ha un doppio beneficio, perché aiuti sia chi ne ha bisogno ma aiuti anche te stesso, come avete anche raccontato voi. Dopo ti senti meglio anche tu e sai che hai fatto una parte del tuo dovere, perché io penso che chi ha la possibilità di farlo deve sentirsi in dovere e non come se fosse solo un'azione caritatevole, ma di aiutare e sostenere chi invece sta in un momento di difficoltà, perché un giorno potresti trovarti tu in quella situazione e avere qualcuno al tuo fianco, oltre a darti forza, ti aiuta anche a superare quel momento. Quindi io penso che debba essere un dovere di ogni singolo cittadino quello di aiutare i fragili. Grazie a Marco Caramanna, anche Enzo Andretta, che rimaniamo qua, però dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. E vediamo anche il secondo video della casa di Matteo e poi lo commentiamo. Nasce a Napoli la Casa di Matteo, la prima struttura di accoglienza di tutto il centro-sud per bambini con gravi disabilità o forme tumorali in stato di affido o di adozione. I piccoli ospiti, segnalati direttamente dal Tribunale dei minori di Napoli, saranno circondati da amore familiare, oltre che da un accompagnamento sanitario ed umano che li proteggerà sino agli ultimi giorni della loro vita. La casa nasce da una storia vera, quella di Matteo, un bambino che purtroppo, dopo appena un anno dall'adozione, fu colpito da un male incurabile. All'inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Don Gennaro Matino e Luca Trapanese, presidente dell'associazione A Ruota Libera Onlus. È la prima struttura in tutto il sud Italia.
A breve, a Natale, ne inaugureremo un'altra a Bacoli, è una struttura data in comodato d'uso dal Piemonte della Misericordia, che darà la possibilità di accogliere altri 14 bambini. In questa struttura oggi al Vomero potremo accogliere un massimo di 7 bambini. La casa di Matteo è stata concepita e realizzata come una vera e propria casa famiglia con 6 operatori che si alterneranno H24 tra infermieri, psicologi ed educatori. A parlarcene il papà di Matteo, Luigi Volpe. Lui era davvero un bimbo speciale e lo è tuttora. E continua a darci tutta la forza di cui c'è bisogno per portare avanti una cosa così. Allora, Caramanna, salutiamo anche l'assessore sociale di Napoli. Vuoi salutarlo tu, Caramanna? Anche lui è venuto a Sveglia Veneti con questa meravigliosa bambina. Prego, Caramanna. Sì, Luca è un mio carissimo amico, infatti abbiamo fondato insieme, anche insieme al papà di Matteo, questa struttura. Ora lui ovviamente è dedicato diciamo, all'assessorato e sono rimasto io più ecco, nella trincea a mantenere salde le redini dell'associazione. E sì, quello è un video, è un bel ricordo di quando l'abbiamo aperto all'inizio di quando aprimmo. Comunque è stata una grande scommessa da parte nostra perché appunto non c'erano strutture come la nostra e negli anni abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, tra cui il Covid che ci ha messo veramente in grandissima difficoltà perché sostenere i bambini H24 in quel periodo è stato complicato, dovevamo fare attenzione a tantissime cose, tutti gli eventi per raccolta fondi sono stati interrotti, quindi è stato un momento molto duro per noi, ma grazie anche alla disponibilità dell'equipe nostra e molti sono ragazzi giovani perché tra i più giovani avevano 21 anni, quindi ragazzi che hanno dimostrato una grande sensibilità e attenzione evitando qualsiasi contatto esterno e facendoci così superare indenni questo periodo. E devo dire che ad oggi è una realtà abbastanza affermata e conosciuta, tant'è che non collaboriamo più solo con i tribunali ma anche direttamente con le ASL che ci affidano casi particolari. Senti Marco, spiegaci un po' com'è la situazione per quanto riguarda l'affido e l'adozione, perché tu hai detto una cosa importante, questa burocrazia che mette paletti dappertutto, tanti paletti dove dovrebbe semplificare, ma mai è possibile che questa adozione sia così difficile, ma anche l'affido se non sei nel giro giusto, diciamo così Caramanna, bisogna parlare anche chiaro, qua è inutile girarci attorno, ma è possibile con tutte le richieste che ci sono di questi bambini che ci sia una burocrazia così pesante, delle leggi che secondo me sono sorpassate, dovrebbero rivederle. Cosa vuoi dire Marco? Sì, come hai detto tu, delle leggi, delle burocrazie che andrebbe un attimino rivista e alleggerita. Purtroppo ci sono tanti bambini che potrebbero essere adottati e spesso per motivi burocratici, per udienze rimandate, alla fine si perdono anni. Generalmente almeno 2 anni se tutto va bene per un semplice affido che poi col tempo si potrebbe trasformare in adozione definitiva. Ma anche per chi le coppie che si rendono disponibili è davvero un percorso molto complicato, lungo e alcune volte la parola non so se sia proprio giusta, umiliante, perché vieni messo veramente sotto una lente di ingrandimento enorme e sembra che qualsiasi cosa venga detto venga sempre diciamo, letto in qualche modo sbagliato e spesso questo fa poi rallentare tutti i tempi. Devo dire che noi siamo un caso particolare perché abbiamo bambini con disabilità o patologie, quindi trovare delle coppie a cui affidare i bambini è davvero complicato. In questi anni però siamo comunque riusciti a fare 3 adozioni e per noi è stato un grandissimo risultato perché non è facile e 3 adozioni di cui non sono state fatte qua a Napoli, ma devo dire appunto sul territorio italiano, veramente nord, centro e sud. E
Fortunatamente solo in questo caso, quando si tratta di bambini con delle disabilità o patologie, il Tribunale capisce la condizione particolare e riesce a sveltire tutta la macchina burocratica. Questo forse potrebbero riproporlo anche per bambini normodotati. Devo dire che c'è un aspetto dell'adozione che viene sempre poco sottolineato. L'adozione serve a dare al bambino una famiglia e non dare un bambino a una coppia che non riesce ad avere bambini o che ha scelto di avere bambini. Quindi il Tribunale in questo cerca di tutelare questo senso qua, quindi per loro l'obiettivo è quello di dare una famiglia al bambino, che è il suo diritto, e poi di rendere genitori la coppia che si è resa disponibile all'adozione. Ecco, dobbiamo anche spiegare perché le coppie gay non possono adottare, perché ricorrono alla maternità surrogata, perché l'adozione non è prevista. Ecco, bisogna anche che sappiate le cose come stanno, perché purtroppo non guardano l'amore per queste creature che hanno bisogno solo di affetto. Queste creature non guardano se sono come genitori 2 uomini o 2 donne, loro guardano l'amore. E Luca è stato un esempio. Luca ha fatto un percorso anche nel film che ha fatto vedere incredibile, perché giustamente lui amava questa bambina che nessuno voleva, ed è là il nocciolo della questione, perché era una bambina Down. E lui invece non guardava il Down, guardava la bambina, l'amore che voleva e lui poteva dare a questa bambina. Ma che percorso è stato visto nel film terribile ha dovuto fare? Discriminato perché appunto essendo gay, poi l'affido difficilissimo, ma perché l'affido? Perché nessuno la voleva in attesa che arrivasse una famiglia con 2 genitori, un uomo e una donna, perché questo si sente dal giudice quando parla. Poi alla fine, siccome nessuno si faceva avanti in questa adozione, finalmente hanno capito che questo uomo invece cercava solo di dare amore a questa bambina, e noi abbiamo visto le immagini, sono delle immagini splendide che fanno capire che l'amore vince su tutto. Cosa vuoi dire, Caramanna? Così salutiamo anche la splendida bambina. Vedi che io non ho fatto nomi proprio per non creare problemi, per carità. Vabbè, ma Alba è conosciutissima, quindi sì, come hai detto tu, il percorso Luca è stato un pioniere, e devo dire che il Tribunale di Napoli in questo sono stati un po' più, si sono un po' modernizzati rispetto a quello che oggi è la nostra società, e hanno capito il momento. Ci hanno messo un po' di tempo perché appunto la bambina, come hai detto, è stata rifiutata da 20-25 coppie, dopodiché poi si è deciso di affidarla a persone singole, e la prima persona selezionata che aveva tutti i requisiti ovviamente era Luca, anche perché lui aveva già conoscenze della disabilità, avendo un centro diurno per ragazzi disabili. E questa è un'assurdità, perché se ci riflettiamo, oggigiorno incominciano ad affidare bambini disabili anche a single, prima invece no. Come se fossero dei bambini serie B, ma in realtà il bambino disabile deve ricevere molte più attenzioni ed è molto più complicato da gestire rispetto a un bambino normodotato, quindi darlo a un singolo come se fosse un bambino di serie B è un po' contraddittorio, perché vorrebbe dire che allora i singoli sono più bravi delle coppie a gestire bambini che hanno delle complicazioni maggiori rispetto a un bambino normodotato. Per fortuna che lo dici sorridendo, perché sono perfettamente d'accordo con te su quello che dici, perché 1 più 1 fa 2 e se i conti tornano vuol dire che è giusto il percorso. Ma secondo te noi vediamo VIP che pubblicamente dicono faccio uso di droghe, gli uomini più ricchi del mondo, chi se ne frega, posso permettermi di dire tutto, di fare tutto e va tutto bene. Chi vuole fare del bene solo perché il mondo va avanti e dobbiamo vedere con occhi diversi anche queste coppie di fatto, ecco, viene fermato, viene bloccato. Non pensi che la politica dovrebbe fare un salto generazionale a 360 gradi, Caramanna? Dovrebbe farlo, però purtroppo loro hanno dei tempi molto più lenti rispetto a quello che poi è la vera società. Oggigiorno si dovrebbero rendere conto che l'affetto può essere dato anche da una coppia formata da 2 uomini o da 2 donne,
o dalla singola persona, perché poi invece il diritto di diventare genitori è un diritto dato a tutti senza nessun controllo. Abbiamo sentito e letto tante storie drammatiche di mamme che appunto lasciavano per un weekend intero i bambini da sole in casa con un biberone nella culletta, e sappiamo come è andato a finire. Ce ne sono tante altre che appunto una volta diventate mamma non vengono neanche controllate, poi invece viene fatta una selezione durissima su persone normalissime che potrebbero dare affetto a questi bambini, quindi va rivisto un attimino il tutto. Purtroppo la burocrazia e chi sta in politica ha sempre paura a fare qualcosa di nuovo, perché guarda sempre prima l'aspetto del voto che arriverà, e ci sono sempre dei conservatori che non sono pronti per questi cambiamenti, e questo blocca un po' il tutto. Allora faccio bene a parlarne, vero Caramanna, a portare in evidenza quelle che sono le pecche anche su queste adozioni, su questi affidi, che c'è una lista d'attesa che voi non avete idea, incredibile. Se fai un'adozione all'estero costa tantissimo, tantissimo, e bisogna vedere anche come va a finire, se riesci poi ad avere questo bambino tanto adorato e tanto veramente proprio con una forma di affetto che va oltre, perché chi adotta va oltre. Però anche qua giustamente Caramanna bisogna vedere che non vai al supermercato a prendere Cicciobello. Ecco, tu vai a prendere una creatura che ha già sofferto abbastanza. Mi viene in mente la nostra Raffaella, che pur di non dividere, te la farò conoscere Marco, i 3 fratellini dalla Russia, li ha portati a casa tutti e 3. Non ti dico cosa sta passando con la seconda, con Lisa, ecco, perché Lisa non sente, non parla ma sente, e veramente sta passando le pene dell'inferno. Invece di premiare questa famiglia che li ha portati a casa, pensate, tutti e tre piccoli, stanno mettendo dei bastoni, tanto è vero che ho dovuto affidargli il nostro avvocato Luca Pavanetto per supportarla, perché Lisa continuava a essere a casa da scuola perché non riusciva a entrare nella scuola. Ti rendi conto? Siamo nel 2024 e Lisa non può aspettare chissà quanto tempo, perché Lisa ha già 15 anni, perciò adesso ha iniziato la scuola quest'anno grazie anche a questa mamma che non si dà per vinta, è una guerriera numero 1, e grazie anche al supporto legale, se no non ce l'avremmo di sicuro fatta. Allora Andretta, cosa vuole dire Presidente dopo aver sentito? Lei rappresenta l'Arma, rappresenta delle istituzioni molto importanti, nel sociale sono molto vicini, devo dire la verità, prego. Allora ringrazio dell'invito che ci fai sempre Mirella, e complimenti per tutti queste problematiche che affrontate ogni giorno, perché se non fossero tramite te in questa trasmissione non lo sapremmo sinceramente. Guarda, non c'è altro modo di sapere di conoscere queste realtà importanti che sono impegnate nel sociale, e quindi con tutte le difficoltà che ci sono, la burocrazia e quant'altro. Quindi complimenti per gli ospiti che inviti ogni giorno, perché è una cosa molto importante secondo me questo, farsi conoscere, far conoscere a tutti i telespettatori i veri problemi che ci sono dietro, che noi non riusciamo a vedere al di fuori, perché vediamo tutto bello, perfetto, tutte le persone curate, bellissime, eccetera, però ci sono famiglie che hanno veramente dei grossi problemi e non sanno a volte come affrontarli e a chi chiedere aiuto. E soprattutto tanti bambini, tanti ragazzi che se non ci fossero queste associazioni come quella di Marco Caramanna, pensate, già con gravi patologie, da soli a combattere, per fortuna. Ecco, io spero, Caramanna, di riuscire a far capire l'importanza di questa struttura che tu hai messo in piedi. Ce ne vogliono altre, dobbiamo puntare altre, dobbiamo intrigare di più i ragazzi, i giovani, come hai detto tu, forse intrigandoli anche in queste situazioni avremo più ragazzi nel mondo del volontariato, ma finché continuiamo a fare la lezioncina in classe che neanche li intrighiamo, ormai non ascoltano neppure perché si sono stancati, forse non andremo da nessuna parte. Come commenti e come ci saluti Marco?
Sì, commento questo. Spesso si sente dire che questa nuova generazione non ha voglia di fare nulla. Non è proprio così. Io ho tanti contatti con ragazzi e devo dire, noi anche in struttura ora abbiamo attivato il servizio civile e ci sono ragazze che hanno 20 anni e vengono qua da noi prima mattina e stanno per 5-6 ore con noi tutti i giorni e lo fanno proprio perché sentono questa voglia di voler fare qualcosa. Quindi anche quelli più lontani dal volontariato spesso basta dare un input, un qualcosa e farli sentire partecipi di qualcosa di più grande che può essere utile e i ragazzi reagiscono sempre bene. Quindi è compito nostro semplicemente indicargli qual è la strada, dopodiché loro la percorreranno da soli. Quindi io mi sento di dire che la società d'oggi, specialmente quella dei ragazzi, deve essere semplicemente guidata un poco meglio e bisogna capire e trovare qual è il punto, il contatto da creare per renderli più partecipi. Loro poi sono predisposti ad aiutare chi ne ha bisogno. Sai Marco, pensavo alla 4ª edizione di Sport Senza Barriere che faremo di sicuro. La politica cambierà perché noi abbiamo anche le elezioni regionali, perciò cambierà anche una certa politica, ma noi ci saremo sempre, perché sai cosa dico Marco? Che il politico passa e noi rimaniamo. Se uno ci crede nel mondo del volontariato rimane, non c'è ombra di dubbio, perciò ci confronteremo magari con altre realtà politiche, ma noi ci saremo sempre. Ecco, di invitarti per far capire che il Paese è unito, specialmente nelle fragilità. Ecco, questo è il messaggio che dobbiamo dare, Marco, capire l'unione nella fragilità. Cosa ne pensa Andretta? Vediamo anche le foto di Andretta, per cortesia, prego. Beh, bellissima questa iniziativa, anzi ben venga sempre più questa cosa e concordo nel discorso che i giovani bisogna riuscire a trovarli e inserirli in queste iniziative, perché secondo me hanno voglia di mettersi a disposizione, di mettersi all'opera, quindi bisognerebbe riuscire a coinvolgerli, magari iniziare anche dagli istituti scolastici e far conoscere queste realtà che ci sono, le problematiche, le difficoltà e quindi fare una buona campagna di sensibilizzazione, questo sì. E allora noi ringraziamo anche Enzo Andretta, Presidente Consulta delle associazioni combattentistiche ed Arma della città di Treviso. Avete visto anche l'ultima foto, eravamo al convegno del dottor Santoro, Aiello Santoro, ecco, su queste problematiche molto delicate che sono queste patologie, purtroppo queste stomie che veramente vanno spiegate. Abbiamo imparato anche quel giorno delle cose molto importanti, perciò tutti quanti dobbiamo partecipare quando ci sono delle cose che riguardano un po' tutta la comunità. Grazie, grazie, un grande abbraccio a Marco Caramanna. Allora ti aspettiamo la 4ª edizione, Marco, sarai ospite a Treviso. Va bene, grazie a tutti e grazie sempre dell'invito. Un abbraccio a tutti voi veramente di cuore da questa grande famiglia di Sveglia Veneti e della mia associazione dei Veneti Schiacciati dalla Crisi. Grazie Caramanna, grazie Andretta, pubblicità. Abbiamo altri 2 ospiti graditissime, 2 donne adesso. Vi presento subito in presenza la dottoressa Valentina Alberton, biologa nutrizionista. Grazie Valentina, guardate che bella che è Valentina. E poi abbiamo da Albignasego la dottoressa Monica Cornali, psicologa, logoterapeuta e tanatologa, che poi spiegherà bene, perché qui impariamo sempre, io dico sempre alla mia grande famiglia di Sveglia Veneti, dottoressa Cornali, che tutte le mattine veniamo a scuola, andiamo a scuola con voi. Ecco, qui i miei ospiti si va a scuola, si ascolta molto, si apprende e se è qualcosa che non si capisce si telefona. Allora inizierei proprio dalla dottoressa Monica Cornali. Perché? Psicologa, logoterapeuta e tanatologa. Allora spieghiamo bene chi è la dottoressa Monica Cornali. Prego dottoressa. Buongiorno intanto, grazie per questo invito. Che cos'è la tanatologia?
di cosa ci occupiamo? Beh, il tanatologo si occupa delle rappresentazioni della morte nelle varie culture, nelle varie epoche storiche, per comprendere che come noi abbiamo la visione della vita e della morte, questo influisce notevolmente anche sulla nostra qualità di vita, sul nostro modo di percepire la realtà, anche se tutto questo può avvenire in maniera inconsapevole, perché non abbiamo il pensiero sempre fisso, fortunatamente, del nostro essere mortali, possiamo dire. E però tutto questo agisce nelle nostre convinzioni, nelle nostre credenze sottostanti, in modo tale che determina anche l'atteggiamento con cui noi stiamo al mondo. La tanatologia, beh, sappiamo la parola thanatos significa morte, e nell'antichità, già nell'antica Grecia, Eros e Thanatos sono state sempre amore e morte, le due forze dell'essere umano, potremmo dire contrapposte, mentre in realtà nell'essere umano c'è questa opposizione che invece è una complementarietà, nel senso che fanno parte entrambi del ciclo della vita, sia l'amore che la morte. La tanatologia era già contenuta nella cultura precedente, in tutte le tradizioni sapienziali del passato, e oggi è una disciplina che è un attimo più configurata e comunque è trasversale rispetto a tutte le altre discipline, cioè nel senso che si interfaccia con tutte, perché alla fine riconosce che al centro del vissuto dell'essere umano c'è la finitudine, il confronto con il limite, quindi con la propria mortalità. E quindi questo è molto importante, perché nel momento in cui noi facciamo i conti con la nostra mortalità, forse c'è qualcosa da sapere per come vivere oggi al meglio, con una preziosità dei nostri momenti, delle nostre relazioni, con una, posso dire, una relativizzazione un po' di tante cose a cui diamo importanza, perché dimentichiamo che siamo esseri immortali. E quindi il rapporto con la finitudine è fondamentale anche come tappa maturativa dell'essere umano, tant'è che noi clinici assistiamo a questo fenomeno in cui sempre più, nel momento in cui l'adolescente non introietta il senso del limite, poi va alla ricerca di questo limite in derive che conosciamo anche tutti, no? Come certe condotte devianti, o la ricerca di emozioni forti, di adrenaliniche, no? Sono esperienze purtroppo che sentiamo spesso. E quindi ecco, la tanatologia nel mio caso si complementa con la psicologia che appunto è questa conoscenza di come funziona l'animo umano, i meccanismi, le difese, le ferite, tutto quello anche che non arriva necessariamente alla sfera della nostra consapevolezza, e che però agisce dentro di noi. Agisce e purtroppo, se non lo consapevolizziamo, spesso appunto prende delle strade distorte. In realtà a me piace questa così un po' definizione della tanatologia, cioè il rendersi conto che la morte, la questione della morte è la questione cruciale per l'essere umano, perché, come diceva già Seneca, se vuoi imparare a vivere occorre che impari a morire. Cosa significa veramente morire? E in realtà morire coincide soltanto con quel momento in cui cessano le nostre funzioni biologiche, oppure continuamente è un processo che è in atto durante tutta la nostra vita, in tutte quelle esperienze in cui ci dobbiamo un pochino riadattare, perché accade qualcosa che mette in discussione l'assetto dei valori che avevamo fino a quel momento. Molto chiara, dottoressa, tanto è vero
che io l'ho letta, la chiamo l'angelo che spiega l'aldilà ai bambini, ma questi bambini che sono molto più grandi di quello che pensiamo, loro capiscono quando parli, basta vedere durante le immagini che vediamo nella guerra e nelle guerre, questo bambino che piange poco di fronte alla morte, lo vedi più piangere quando è solo, che non ha nessuno, ma di fronte alla morte il bambino non piange, guarda, osserva, vedi anche la disperazione sui volti, ma è un bambino che in quel momento che ha contatto con la morte diventa saggio, diventa forte, ecco, riesce a guardare in faccia la morte, quello che non facciamo neppure noi che ci giriamo da un'altra parte, invece il bambino guarda. Allora saluto anche la dottoressa Valentina Alberton, eccola qua, buongiorno, biologa, nutrizionista. Allora, come vuole commentare Valentina Alberton queste parole anche della dottoressa Cornali? Ecco, la paura della morte. Allora spieghiamo la battaglia di Valentina contro il cancro e sui social, pensate, racconto la paura e la speranza. Guarda, sentite che bello, la paura perché so cosa sto vivendo, non so cosa mi aspetta, però la speranza di riuscire, di credere nella scienza, nella ricerca, nella medicina. Prego Valentina. Sì, diciamo che la parola morte fa molta paura e non ci si pensa finché non ci si trova davanti. Giustamente è normale anche non pensarci, perché comunque bisogna pensare alle cose belle, no, della vita, però ad un certo punto può capitare che te la trovi proprio davanti e allora lì due sono le cose: o si affronta o ci si fa, insomma, tirare giù. E quello che sto facendo io è appunto affrontarla nel miglior modo possibile. Ho trovato una grande forza che magari già prima caratterialmente avevo, però una forza un po' diversa, anche perché per affrontare queste problematiche ci vuole tanta forza. E perciò ecco, ho riscoperto qualcosa dentro di me che magari se non avessi dovuto affrontare questo percorso non avrei mai scoperto. Sto cercando di affrontarla giorno per giorno. Ci sono tanti giorni no, ma ci sono anche tanti giorni sì, se li si vuole trovare, diciamo così, e soprattutto cercare di pensare che prima o poi passerà e finirà. E ecco, questo è un po' quello che mi sta facendo andare avanti, diciamo così, il fatto che le cose passano e quindi sto tenendo duro, ecco. Sente, dottoressa Alberton, perché ha deciso di raccontare la paura e la speranza nei social? Forse perché sa che è il mezzo dove riesce ad arrivare a tante persone, a capire fra quelle persone che tu arriverai con questo messaggio, ci sono persone che hanno bisogno di questo messaggio. Ho paura ma ho la speranza, me l'ha detto anche la dottoressa Alberton, l'ho visto nel social. Quanto è importante è riuscire a catturare e far capire a queste persone che non sono sole, ci sono tante donne, tante persone che combattono questi cancri terribili. Prego. Sì, io veramente ho riscoperto un mondo da una parte terribile, perché alla fine ci sono tante persone che stanno affrontando questa battaglia in maniera diversa, però veramente tante, e da quando ho iniziato a raccontare un po' quello che sto vivendo sui social ho avuto un riscontro da parte di tante persone che mi hanno anche ringraziata, perché non tutti magari hanno la possibilità di avere persone al proprio fianco con cui affrontare un po' questo percorso, e allora magari vedono in me un po' una sorta di speranza, di forza, di positività, di grinta che a volte serve, e quindi spesso ricevo messaggi di ringraziamento dove sconosciuti anche da tutta Italia mi ringraziano proprio perché non si sentono soli. Allora andiamo a vedere questo video collection della dottoressa Valentina Alberton, poi lo commentiamo anche con la dottoressa Cornali.
2, 1. Ce l'abbiamo fatta. Mamma che corti. Allora, stiamo uscendo dall'ospedale di Castelfranco e... Sono viva! Allora, sentiamo come commenta la dottoressa Cornali questa forza della natura che hanno queste donne colpite dal tumore. Poi parlano di cancro, una parola una volta che neanche si immaginava di sentire, solo il tumore si faceva fatica a dirlo. Eppure grazie alla volontà di queste donne ammalate di tumore e di cancro, che hanno fatto squadra, che ci hanno messo la faccia, che hanno capito che devono combattere anche per avere la speranza di guarire, perché si guarisce, la prevenzione è fondamentale, ci sono riuscite. Sono riuscite a dare questo messaggio. Ora la parola cancro, capisci che è una parola molto importante, però riesci a pronunciarla. Una volta non si riusciva neppure a fare questo. Prego, dottoressa Cornali. Beh, intanto a Valentina vorrei dare un abbraccio e veramente trasmette questa forza che oggi chiamiamo resilienza, ma che è già conosciuta da Viktor Frankl, il fondatore della logoterapia. Io sono logoterapeuta, quello psichiatra viennese che ha vissuto l'esperienza di 4 campi di concentramento, dove ha visto morire genitori, sorella, moglie, e lui stesso è stato tentato, scrive nei suoi diari, di autosopprimersi. Eppure poi ha fondato la logoterapia. Logos dal greco significa senso, parola, e potremmo dire che è un approccio che mira a trovare, scoprire un senso anche nelle situazioni più estreme, come poteva essere quella del lager, come adesso è l'esperienza che sta facendo Valentina. Direi che la speranza a cui avete accennato è una speranza che condivido io stessa, perché vedo anche nel mio lavoro che è quella forza che ti apre a un'ulteriorità di senso che magari nella situazione in cui stai vivendo non cogli. Tante volte mi accade che proprio le persone che stanno vivendo un'esperienza così forte sono quelle paradossalmente che riescono a dar forza agli altri che stanno allora, intorno. Dottoressa, la interrompo un secondo perché ha preso la linea la nostra Nadia, che ha detto pubblicamente che anche lei è stata colpita da questo tumore, è stata operata. Ciao Nadia, come stai? Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Sto bene. Volevo chiedere alla dottoressa Valentina, che ho visto col turbante, io dovrò intraprendere dei cicli di chemio
e l'ho accettato anche questa, come ho accettato il tumore, e spero che vada bene. Dovrò intraprendere il primo ciclo, la prima terapia il 14 ottobre e dopo dovrò, giorno per giorno, affrontiamo questa cosa nuova. Vi ringrazio infinitamente, te Mirella e tutti quelli che inviti, e io ci sono. Grazie, arrivederci e buona giornata. E noi sai che ci saremo sempre per te e tutte le persone che avranno bisogno anche di un semplice ascolto, di un abbraccio. Ecco, cosa ti fa venire in mente questa telefonata di Nadia? Perché Nadia ti sta portando indietro quando anche tu hai dovuto combattere questa sensazione di paura terribile. Adesso perdo i capelli, devo iniziare il ciclo di chemioterapia, come andrà a finire? Cosa vuoi dire a Nadia? Allora, innanzitutto la saluto tanto e l'abbraccio, e si percepisce molto la sua paura già dal suo tono di voce ed è comprensibile. Infatti la parte peggiore forse è proprio la parte iniziale, quando subisci comunque tutti i cambiamenti, i capelli che cominciano a cadere, quindi che sei costretta a rasare, e poi comunque anche l'affrontare le prime infusioni che non sai come ti prenderanno, come reagiranno, esatto, e quindi ti spaventa un po' tutto. È normale, io personalmente ho cercato di pensarci il meno possibile, anche se è inevitabile insomma farlo. Posso dire che dopo le prime infusioni comunque ci si abitua, si capisce che la routine è diversa, ci sono dei farmaci da prendere, ci sono delle punture da fare, ci sono gli appuntamenti con l'oncologa, è una routine completamente diversa. Dottoressa Albertoni, lei è anche biologa, nutrizionista, ecco, sì. Cambia anche il regime quotidiano anche del cibo? Allora, ecco, cosa vuole dire sì, a Nadia e a tante Nadie che la stanno ascoltando? Allora, diciamo che se una persona prima era abituata a mangiare in un determinato modo sbagliato, diciamo così, la prima cosa da fare è cambiare completamente le abitudini alimentari, trasformandole in abitudini sane. Dopodiché diciamo che durante il percorso di chemioterapia la cosa fondamentale è nutrirsi in modo da evitare la perdita di peso, perché di solito i tumori portano comunque in alcuni casi a un depauperamento, quindi il corpo diventa molto debole e questo comporta anche una maggiore difficoltà ad affrontare le cure. Quindi ecco, riuscire a mangiare in modo da mantenersi comunque in forza è importantissimo. Ecco perché l'alimentazione durante le chemioterapie, soprattutto nei giorni prima e nei giorni dopo, diventa importante per gestire le nausee, per gestire le afte in bocca e quindi per diciamo, alleggerire il più possibile i sintomi. Dopodiché si torna a mangiare normalmente, ovviamente sempre stando attenti a quella che è l'alimentazione salutare, che comunque conosciamo molto bene in Italia, anche se non è molto ben praticata, diciamo così. Siamo un po' birichini in questo, vero sì. Dottoressa, che siamo un po' birichini. Maria da Mogliano, ciao Maria. Ciao a tutte, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora ho toccato con mano questa realtà perché sì, mio marito ha passato questa cosa con le chemie eccetera. Do ragione a questa intelligente dottoressa per quanto riguarda l'alimentazione, che praticamente curano una cosa però poi infiammano di nuovo con cibi sbagliati tipo insaccati eccetera, e questo lo dice anche il dottor Berrino che è al centro tumori di Milano, il dottor Berrino Franco, penso che lo conosciate. E per quanto riguarda, faccio presto, per quanto riguarda la cosa fisica ci sono queste cure, però io ho capito che bisogna andare a monte del problema dei tumori e di qualsiasi tipo di malattia, cioè le nostre azioni, la parte spirituale, il karma e la reincarnazione. Questa è la vera soluzione, perché tutto quello che ci arriva l'abbiamo scelto a priori. Quindi io credo fermamente che
dobbiamo andare proprio nella parte spirituale, che è quella che guarisce la mente psicofisica, capito come? Ecco. Grazie Maria della telefonata, vedete che si arriva a intrigare le persone, perché qualcuno ha provato, ha vissuto, sa di cosa si parla, e quelli che non sanno piacere anche di sapere, di comprendere, sono vicine a queste persone. Sentiamo come commenta questa telefonata la dottoressa Cornali, anche quella della Nadia, quello che ha detto la dottoressa Valentina Alberton. Prego. Sono esperienze appunto che state vivendo, che stanno vivendo tante persone. Direi che il senso di relazione, di rete di relazione, di sostegno, di sentire che ci sono altre persone che stanno facendo la stessa esperienza e che se ne può parlare, come si diceva prima, che finalmente non è più tabù. Come del resto anche il morire è stato considerato tabù, e ancora sopravvive un po' questo tabù nonostante la spettacolarizzazione che vediamo mediatica, che vediamo quotidianamente. Mi piace l'atteggiamento di Valentina e anche degli ospiti che stanno intervenendo, perché proprio ci mette in evidenza come il corrispettivo legittimo del timore, del non sapere, il corrispettivo legittimo è proprio la speranza. La speranza è proprio quella dimensione costitutiva dell'essere umano. Uno dei miei maestri, Eugenio Borgna, che adesso è anziano ma rimane comunque un professore, uno psichiatra bravissimo, ha scritto un libro bellissimo sulla speranza, e dice che la speranza è una passione e ce ne dovremmo sempre ricordare nei momenti in cui c'è meno luce nella nostra vita, che abbiamo questa luce della speranza, cioè di poterci affacciare ad una... Ecco qui già l'orizzonte dell'ulteriorità di senso, cioè non è comunque tutto qui quel che vedo, quel che sento, quel che sto passando, c'è qualcosa di più grande, e qui mi collego con la figura di Frankl a cui accennavo prima, cioè ogni volta che ci si autotrascende, adesso spiego cosa significa autotrascendersi, ecco che irrompe la speranza nel nostro orizzonte di vita. E quindi la speranza ci aiuta ad affrontare tutto. Autotrascendenza significa trascendere quel piccolo io, quel piccolo ego, diremmo, che abbiamo tutti, che si identifica unicamente con le nostre parti più mentali, razionali, anche egoistiche in un certo senso, quelle che vorrebbero avere certezze, una spiegazione a tutto quello che avviene nel mondo, nella vita. In realtà la vita è un mistero. È un mistero. Mi piace evidenziare l'etimologia di mistero, viene dal greco muhein, che significa fare silenzio, cioè proprio zittire. E qui mi vengono in mente tante figure di cui io mi nutro e che mi piace così un po' anche inviare a Valentina e a tutte le persone, in particolare alle donne che stanno vivendo questa esperienza, perché mi viene in mente per esempio la figura di Etty Hillesum, che avrete magari sentito nominare, quella ragazza che a 27 anni appunto è morta nel campo di concentramento e che ha scritto delle parole bellissime, dove appunto c'è questa capacità di vivere nel presente, e la sto cogliendo anche in Valentina, questa capacità di vivere nel presente, valorizzando la preziosità di ogni momento, che noi tante volte finché non siamo messi di fronte effettivamente a qualcosa di forte, di doloroso, non ci pensiamo, quindi pensiamo di essere immortali. Una mia professoressa, ricordo che ci diceva: guardate che ogni essere umano, anche noi, siamo un po' come lo yogurt, cioè siamo a scadenza. Ma questo non per spaventare le persone, piuttosto per responsabilizzarle,
piuttosto per interrogarci e dire ma dottoressa, per che cosa non io è, voglio dottoressa vivere? Corrali, che Quali quando sono... uno sta bene, mi scusi se la interrompo ma devo correre perché la puntata vola purtroppo. Sì. Non è che quando uno sta bene non si rende conto della fortuna che ha. Io dico sempre, delle volte anche nel mondo del volontariato, che abbiamo così pochi giovani, poche persone, tante associazioni stanno chiedendo aiuto perché veramente abbiamo dei numeri molto residui rispetto all'esigenza che c'è. Non ci rendiamo conto che forse dovremmo guardare oltre, come sta facendo Valentina e le altre donne che invece sono colpite, che cercano di dare degli esempi positivi, ecco, cercano di dare aiuto. Anche questo è volontariato, presentarsi anche in trasmissione, parlare, cercare di dare speranza, questo è volontariato puro. Allora mi viene in mente quelle donne che hanno il mal di testa oppure sono depresse, chissà perché magari hanno troppo e non si rendono conto che quel troppo comincia a disturbarle perché non riescono a capire qual è l'obiettivo e il senso della loro esistenza, che forse avvicinarsi al mondo del volontariato, anche vedendo questi esempi, forse gli passerebbero tante patugne che hanno, che sono veramente delle cose assurde, vedendo veramente di quello che c'è bisogno nella realtà. Allora, prima di rispondere andiamo a vedere questo video, poi vorremmo capire cosa ne pensano le mie ospiti, cosa ha combinato Mirella quella mattina con un'altra Valentina. Spiegaci, perché io faccio fatica, se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono ombretta, sono io, non è cambiato niente, perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Vai, allora, no, cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore è stato quando ho perso i capelli al terzo ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli, vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta, in realtà i capelli sotto ci sono anche perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono. Solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono crescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta, ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere. Guarda, sei emozionata anche Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi, Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei più, guarda, ma guarda, no che voglio farti un sbaglio, Maella. Non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu, Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Allora, perché faccio vedere questo video? Perché la dottoressa Valentina Alberton, che come dice Nadia ha questo turbante, lei il turbante lo toglie solo che ha tanto freddo, spiegava molto bene, ecco, non lo toglie, anche a parte che qua è gelato qua dentro, ma ha molto freddo, ma lei toglie questo turbante perché ha capito l'importanza di essere se stessa, di essere la dottoressa Valentina Alberton, di essere specialmente Valentina, questa donna che sta facendo un percorso ma che passerà, perché questa è la speranza, faccio il percorso in attesa che arrivi anche la guarigione, perché c'è la speranza di questa, la ricerca va avanti, la scienza va avanti, ecco, la medicina accompagna in questi percorsi anche con farmaci forti, potenti, ma accompagna, servono per farti guarire. Ecco, come commenta, dottoressa Alberton, questo video che le ho fatto vedere della nostra Frezza meravigliosa, ecco, che non ha più messo quella cuffietta, che ha detto grazie Mirella per avermi fatto questo,
questo perché ho capito che dovevo fare altro, non guardare questa cuffietta orribile che mettevo in testa. Innanzitutto la capisco molto bene, perché quando ha detto trauma dei capelli mi sono rivista, perché alla fine, per quanto possiamo mostrare il contrario, per noi donne i capelli sono una carta d'identità e quindi ci si è sempre molto legate. Io stessa ero molto legata ai miei capelli, anche perché non li tagliavo veramente da tantissimi anni. E quindi tagliarli e vederli cadere è un trauma che poi si supera, perché comunque ci si abitua un po' alla nuova versione di te stessa. Dall'altra parte capisco anche la sua paura nel togliere, diciamo, la bandana, il foulard, non tanto per il giudizio esterno, ma semplicemente perché è difficile vedersi già diverse, e poi comunque senza capelli è ancora più difficile, quindi è difficile accettarsi, cioè accettare proprio se stesse, non tanto il giudizio delle altre persone, almeno quello che ho vissuto un po' io. Poi le persone... Io non mi accetto, guardandomi allo specchio, non mi accetto vedermi così. Allora copro. È difficile. E io stessa, essendo caratterialmente comunque molto, molto forte, ho tanta fatica, faccio fatica a girare comunque senza, in primis sì perché ho tanto freddo, però perché è difficile comunque accettarsi, e a quel punto lì è importante comunque anche rispettare questa cosa qui, quindi se io non me la sento è giusto anche che continui ad indossare la bandana, e poi se mai dovessi sentirmi insomma di accettarmi e di vedermi bella lo stesso, sicuramente la toglierò. Però ecco, volevo solo far capire che non è per il giudizio delle persone, perché se le persone giudicano non meritano veramente nemmeno che io spenda una parola a riguardo, e quindi ecco, questo. Molto chiara Valentina, ringrazio veramente la dottoressa Alberton per spiegare, non sono gli altri, sono io che non mi accetto di vedermi così, e perciò cerco di vedermi in altra maniera, anche se non va bene, però sono io, non me ne frega degli altri, sono io che non voglio vedere quella Valentina, ma vorrei vedere un'altra Valentina. Sentiamo come commenta la dottoressa Cornali il video e quello che ha detto Valentina. Sì, direi proprio che, come ha detto Valentina, a me capita di seguire, ho seguito delle donne che stanno facendo un percorso di chemioterapia, e posso dire che ci sono donne che arrivano magari con una certa facilità anche a restare senza cappello, senza bandana, senza turbante. Altre donne invece fanno un pochino più fatica, ma è proprio vero, come si diceva, che il meccanismo non è tanto la paura di quello che pensano gli altri, ma è proprio la difficoltà a riconoscere se stesse quando ci si guarda allo specchio. E questo richiede del tempo, Infatti spesso le donne che arrivano e che non riescono subito a fare questo, con il tempo poi riescono a farlo. Direi che è importante rispettare i tempi che ciascuna persona ha per fare questo passaggio, e anche lasciare la libertà poi, come dicevamo, di eventualmente tenerlo, perché per esempio mi vengono in mente alcune signore che ho seguito, che siccome hanno a che fare con amiche che sono nell'ambito delle stoffe, del cucire, si trovano a fare un po' questo filò, e allora spesso confezionano dei turbanti, dei foulard particolari per queste amiche, e loro le indossano molto volentieri, quindi questa cosa acquisisce anche un senso di accudimento simbolico, relazionale da parte delle amiche, e quindi a volte mettono questi turbanti, questi foulard, a volte invece non li mettono. In ogni caso lo affrontano in maniera più libera rispetto all'inizio, in cui magari proprio il turbante rappresenta una forma di chiamiamo noi in psicologia oggetto transizionale, che ha la sua funzionalità perché permette di traghettare da un trauma alla sua elaborazione con il tempo necessario che ci vuole per poter riadattare un po' tutto di sé, e l'immagine che ci viene restituita dallo specchio sappiamo che è fondamentale per questo. Però l'immagine che ci viene restituita è un'immagine che io vedo
anche piacevole, perché c'è questo trucco che non manca mai. Ecco, c'è il trucco che io vedo che viene abbinato o con il foulard o senza foulard, però il trucco è una cosa fondamentale, tanto è vero che grazie anche ai tatuaggi, poi oltretutto anche a molti tatuaggi anche che vengono fatti, pensiamo al capezzolo, cosa sono riusciti a fare, perché la donna, come dice la dottoressa Valentina Alberton, riesca a guardarsi allo specchio, di vedersi com'era prima. Ecco, quanto importante è il trucco, trucco, parrucco, parrucco, trucco? Allora, diciamo che personalmente io non sono mai stata un amante del trucco nemmeno prima, quindi anche ora non dedico così tanto tempo al trucco, perché alla fine questa sono e questa rimango. Però insomma, ecco, qualche ritocchino giusto per vedersi meno pallide, per coprire le occhiaie, quello sì dà un'autostima in più, ecco. Quindi bisogna in qualche modo vedersi belle lo stesso, e ci sono anche molte associazioni gratuite dove comunque insegnano anche l'estetica oncologica, quindi il trucco, diciamo, proprio dove va a sistemare un po' quei lati negativi che lasciano comunque le chemioterapie, e quindi una donna che si vede bella è una donna comunque felice, perché alla fine noi donne insomma cerchiamo anche quello, ci teniamo un po', ma non tanto, ripeto, per il giudizio altrui, ma proprio come una forma d'amore nei confronti di noi stesse, ecco. Che è molto importante, però e qua torniamo al discorso di prima, dottoressa Cornali, ecco la forza che devi avere per riuscire a fare questo percorso. Io ho avuto delle donne che addirittura quando il marito, il compagno ha saputo della malattia le hanno lasciate, ecco, se ne sono andati. Pensate, e questa donna, oltre ad avere questo problema di salute enorme, ha dovuto rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Però quando lo raccontano sento una donna guerriera, una donna forte, che nel momento che lui l'ha lasciata non si è depressa, si è rimboccata le maniche. Quello che succede poco agli uomini, scusate se lo dico, ma se hanno un mal di testa ci fanno diventare pazze, perché forse non riescono a capire proprio la soglia del dolore che una donna prova anche con la maternità magari. Io dico sempre che se la maternità l'avessero fatta loro il mondo non ci sarebbe proprio, perché già il primo avrebbero detto basta, mai più. Esatto. Cioè, lo dico perché è vero, è inutile che a casa qualche uomo la Mirella, no, la Mirella dice quello che è, perché siete così, non c'è niente da fare, non migliorerete mai in questo. Ecco, però questa donna che sa reagire, che sa rimboccarsi le maniche anche nonostante la malattia, nonostante l'abbandono del marito, del compagno, in un momento cruciale della sua vita, riesce da sola ad andare avanti. Prego, dottoressa Cornali. Beh, gli uomini spesso non sono capaci, non sono, io dico, sufficientemente alfabetizzati emotivamente per affrontare una cosa così grossa, per cui molto spesso il loro modo di affrontarla e quindi di non affrontarla è sottrarsi, è fuggire. Per fortuna non tutti gli uomini sono così. Io posso dire dal mio osservatorio che invece ho seguito delle coppie a questo punto dove c'era la malattia oncologica di mezzo femminile e dove veramente c'è stata una presenza maschile capace di sostenere, di stare a fianco. Spesso vanno educati un po' gli uomini a questo, bisognerebbe che questo avvenisse prima che succedesse qualcosa di così forte, di così traumatico. Spesso gli uomini appunto non hanno questa capacità di soffermarsi ed andare un po' all'interno, nei vissuti, sono, si sa, più concreti, più Dottoressa, logici. la fermo perché abbiamo un uomo in linea, se no mi cade la linea, abbiamo Gianfranco Valeri. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno caro. Non potevo non telefonare signora Mirella per dare la mia testimonianza. Ecco, Mirella, io come lo sa, più volte gliel'ho detto, il mio percorso è iniziato più di 10 anni fa. Ero un uomo forte, mi sembrava scoppiavo di salute,
E a un certo punto mi è stato diagnosticato, mi sembrava, più di 10 anni fa, mi sembrava di morire subito, quando mi ha diagnosticato il tumore, e tutto io ho detto: Franco, qui è finita. Invece sono stato operato ad Aviano, un tumore al colon trasverso, e lì ho iniziato le terapie e tutto, e sono andato avanti mesi, ma le cose non funzionavano bene. Ancora, cosa hanno fatto? E mi hanno diagnosticato un altro tumore alla prostata. E si immagini, signora Mirella, e io avanti con queste terapie, avanti, sono qua che godo di ottima salute. Hai capito? Sì, ho avuto altre patologie, poi ho avuto la fibrillazione arteriale, le apnee, ma sono tutte piccole cose, e sono qua che sto bene. Però è fondamentale avere tanto coraggio e darsi da fare, stringere i denti e tutto. Vedrà che adesso le cose sono migliorate rispetto a quando sono io male, e praticamente vedo sempre in continuazione, sempre progresso. Ecco, poi la dottoressa, volevo chiedere, dottoressa, io quando mi sono ammalato avevo paura della morte, ma veramente paura, vedo qua è finita, non lo so, ho chiesto subito ai dottori se soffrivo, e loro mi hanno detto: ma no, non si preoccupi, lei vedrà. E poi sa dove la paura mi è andata via dalla paura della morte, che adesso non ho più paura della morte. Stando in cimitero in continuazione, come avevo anche una certa età, e ho visto tutti amici là che mi saltavo, che anche giocavo a carte, e amici di gioventù e tutto. Ma guarda, veramente questo è un percorso qui alla fine, però come avete fatto alla fine voi, prima o dopo verrò a trovarvi anch'io, la butto così, però ecco, da qui mi è sparita anche la paura della morte. Ecco, perché sono anziano, però è così. Ecco, volevo dare la mia testimonianza, e vedrà che, signora, vedrà che si troverà bene, vedrà che passerà tutto. È importante la famiglia e volersi bene. Guarda, ecco, che bravo sei stato, Gianfranco, che fai sorridere la nostra dottoressa Valentina Alberton, ma soprattutto ringrazio Gianfranco Valeri per questa testimonianza. Ecco, questo uomo, che fa parte dell'altra categoria dei uomini che si parlava prima, che dà sicurezza, dà speranza. Io ho provato, andate avanti, ce la faremo, ma noi dobbiamo parlare, dottoressa Cornali, a quelli che non ascoltano. Io non devo essere fortunata ad avere questo compagno, io devo essere io e fare questo percorso, perché è a quelli che dobbiamo parlare. È come quando si parla di bravi e cattivi ragazzi. Allora, i bravi ragazzi li abbiamo, dobbiamo parlare ai cattivi ragazzi, a quelli che non sanno ancora dare l'esempio con il nostro esempio. Ecco, questo, vediamo anche la locandina della dottoressa Cornali, questa locandina importante, visto che Gianfranco Valeri ha detto: avevo paura della notte, avevo paura della morte. Ecco, questa locandina sorella morte. Prego, dottoressa Cornali, anche il commento sulla telefonata di Valeri, prego. Io tengo questi percorsi appunto di addomesticamento della paura della morte. Uso la parola addomesticare perché è un verbo che viene usato nel Piccolo Principe, il libro di Saint-Exupéry, dove si parla di addomesticare, no? La volpe. E addomesticare contiene la parola domus, la parola casa, quindi in qualche modo venirci a patti, conoscerla, superare il tabù. La telefonata che abbiamo avuto dell'uomo che ci ha rincuorato in questo è un buon esempio. Mi viene da dire che questo signore, che aveva tanta paura della morte, nel momento in cui ha affrontato la sua malattia, ha integrato la paura della morte, e sicuramente, anche se non ce l'ha potuto dire perché il collegamento è stato breve, sicuramente dentro di lui avrà fatto un percorso anche di integrazione delle sue priorità di vita, dei suoi valori, e questo è importante. Allora, attraverso questi corsi che tengo ormai da una decina d'anni, di educazione alla finitudine, potremmo dire alla mortalità, diciamo che sono per tutti, ecco, non sono per persone che hanno una laurea, una formazione, sono per tutti coloro che si trovano a dover accompagnare magari qualcuno che ha una patologia cronica,
o malati terminali o qualcuno che ha proprio paura su se stesso della morte e quindi vorrebbe... Dottoressa Cornali, come mai i giovani, molti di loro, non hanno paura di questa parola che si chiama morte? Anzi, la sfidano, sanno benissimo che passano l'asticella e che può arrivare, eppure la sfidano. Perché? Cos'è rispetto a una volta? Cos'è cambiato? Ecco, anche questo social delle volte molto forte, molto potente, che fa scattare un'adrenalina incredibile, dove veramente sanno che rischiano molto, però la vivono in maniera diversa, con meno paura di questa parola che una volta invece terrorizzava, che è la parola morte. Prego, dottoressa. Allora, diciamo che, come ha detto lei giustamente, l'avvento del digitale e dei social ha contribuito moltissimo a questa attenuazione del sano timore della morte. Da un certo punto di vista è sano, perché tutti abbiamo un istinto di sopravvivenza. Partiamo dai primi videogiochi in cui si vedeva che il pupazzetto che muore poi si rialza, poi lo puoi uccidere un'altra volta e si rialza e ha 7, 8, 9 vite. Non hanno focalizzato, non hanno acquisito questi figli. Parlo in generale, per fortuna ci sono le eccezioni, non hanno acquisito che la morte è irreversibile, imprevedibile e universale, che sono i 3 criteri con cui normalmente nello sviluppo psicoaffettivo il bambino, il preadolescente e l'adolescente poi acquisisce la consapevolezza della vita umana, sua e dell'altro. Ecco, purtroppo è stato notato nelle ultime ricerche serie, anche proprio dal mio dipartimento dell'Università di Padova, questa stretta correlazione tra mancanza di elaborazione del proprio essere mortali e condotte devianti e ricerca di sfide adrenaliniche, perché in fondo i nostri adolescenti lo cercano il limite ed è necessario, loro inconsciamente lo cercano come? Lo cercherebbero dalle figure di riferimento, lo cercherebbero dai genitori in una maniera autorevole, e invece gli adulti spesso, oggi in particolare, non sono più capaci di essere autorevoli, o diventano autoritari e quindi in qualche modo allontananti, oppure all'estremo opposto diventano libertari. Tutto è lecito, io mi sottraggo in qualche modo da questo compito educativo in cui devo insegnare ai miei figli, ai miei studenti, ai giovani il limite, il senso del limite. La interrompo perché abbiamo Livio da Padova, se no cade la linea. Vai Livio. Mirella, ciao. Ciao. E un saluto a tutte quelle bellissime signore che hai. Un bel saluto a queste bellissime signore. Però vai, vorrei Livio. che, mamma mia, ci facessero un po' di coraggio quelle signore, perché dicono che l'uomo è meno coraggioso, eccetera, della donna. Sì, questo è vero, ma abbiamo bisogno di un po' di coraggio noi diversamente giovani. Meno male che l'hai detto, è vero, sì, vai. E un'altra cosa volevo dire, se vogliamo essere realisti, la speranza c'è quando c'è vita, ma se la vita non c'è più, di cosa si può avere speranza? Mi spiego, per carità, è giusto che uno abbia speranza fino all'ultimo momento, però se un malato terminale vede che peggiora sempre di più, eccetera, la sua speranza è alternata anche alla disperazione e alla paura, però diciamo che l'unica speranza che un malato da questo punto può avere è che i suoi cari continuino a stare bene e a essergli vicino. Ciao Mirella, saluto le belle signore. Abbiamo sentito la riflessione di Livio, la speranza di riuscire a trovare un mondo anche migliore, un mondo migliore che ti accolga nella malattia, ad esempio, perché fino a poco tempo fa, Valentina Albertone, non c'erano tutte queste associazioni che dopo che esci dall'ospedale invece ti accolgono,
ti aiutano, ti supportano, quante marce, quante passeggiate, quanto sport ad esempio, ecco lo sport che veramente salva la vita. Ecco, abbiamo visto queste ragazze a Pagaiare, queste tutte le persone che sono state colpite da questo tumore, dal cancro, eppure nello sport hanno trovato, ecco, una speranza di riuscire a ricredere che ci sarà anche un altro percorso. Quanto è importante lo sport, dottoressa Alberton? Beh, allora, parlando da sportiva in primis, è una cosa che ho quasi obbligato a fare quando qualche mio paziente si presentava alla visita, perché conosco i benefici sotto tutti gli aspetti appunto dello sport, e quindi a maggior ragione in questi percorsi, soprattutto a livello psicologico, è fondamentale. Ovvio che poi bisogna un po' calibrare quelle che sono le energie, perché non ci si può permettere di fare quello che si faceva prima, ed è molto difficile accettarlo, perché insomma passare da essere molto sportivi a riuscire a fare solo qualche passeggiata non è facile psicologicamente, però ecco, lo sport soprattutto a livello psicologico dà una forza incredibile, e in primis quello che mi sta aiutando molto è anche soprattutto fare passeggiate in montagna, che è una cosa, la natura aiuta, la natura può curare soprattutto appunto quella che è la nostra mente, e più riusciamo a mantenere una mente attiva e diciamo sul pezzo, più riusciamo anche ad affrontare meglio le terapie. Quindi quando si può, quando si riesce, bisogna andare a camminare. Allora, la natura riesce a farti staccare la spina, perché in quel momento che tu respiri questi odori, questi profumi, questo ambiente silenzioso ma che ti avvolge come una coperta, dico io, ti senti proprio il calore della natura, ed è una cosa, secondo me, forse che dimentichiamo un po' troppo spesso, di farci abbracciare dalla natura, e magari andiamo nel centro commerciale, andiamo a fare delle cose che potremmo anche fare a meno qualche volta, non sempre, ma qualche volta, e farci abbracciare dalla natura. Loretta da Venezia, ciao Loretta. Salve Mirella. Senta, volevo ricollegarmi al discorso alla dottoressa che appunto sta affrontando una battaglia non indifferente. Io ho assistito a mio padre a un tumore al pancreas, ero l'unica figlia ovviamente, poi subito dopo si è ammalato il mio compagno dopo 11 anni di una bella convivenza, perché non credevo che esistesse un uomo così caro e dolce, ma purtroppo il melanoma me l'ha portato via. Però tutto ciò, prima che succedesse questo, io ho avuto un carcinoma alla tiroide. Che cosa è successo? Che io avevo solo il mio compagno, perché chiaramente venne a mancare mio padre, perché chiaramente lo sappiamo che il tumore al pancreas è uno dei più brutti, anzi non ti dà scampo, il 99%, questo è quello che mi hanno riferito. Cosa è successo? Che io mi sono trovata da sola, un figlio lontano che ha paura del male, ok? E questo mio compagno che a sua volta mi ha assistito, anche perché convivevamo da parecchi anni, e chiaramente adesso non c'è più lui, perché appunto è venuto a mancare con un melanoma. Che cosa è successo? Che io ho subito 3 lutti uno dietro l'altro a distanza di poco tempo, e mi trovo da sola. In che senso? Praticamente adesso ho una forma, diciamo così, triste, che sto affrontando, perché chiaramente le amiche che avevo, oggi come oggi, Mirella, diciamo le cose come stanno, quando delle persone hanno delle problematiche non è assolutamente, una buona parte di persone si allontanano, evidentemente non erano conoscente o amica, ecco questo è il quanto. Io mi trovo così proprio perché ho subito 3 lutti uno dietro l'altro, un figlio che lasciamo perdere perché chiaramente mi sto emozionando, mi scusi Mirella, un figlio che purtroppo ha il terrore del male, e chiaramente quando ho avuto io un carcinoma alla tiroide l'ho visto dopo un mese, quando sono uscita dall'ospedale, come niente fosse. Chiaramente io ho cercato di essere allegra, di aver superato, eccetera. Questo è il quanto, Mirella. Ecco, io mi trovo da sola. Ho capito io qual è il tuo problema.
Loretta, allora ti richiamerò, Loretta, perché voglio darti dei numeri di telefono proprio di Venezia, grazie, poi di altre donne che invece possono aiutare Loretta. Vedete, e qua lo dico sia alla dottoressa Alberton che alla dottoressa Cornali, noi siamo tante associazioni, tantissime, però finché non riusciamo a capire che dobbiamo sapere chi fa cosa, noi non andremo da nessuna parte. È come il gatto che si morde la coda. Allora, finché noi continuiamo ad avere i campanili, specialmente in questo territorio, io sono più alto, più bello, più lungo, però rimango nel mio campanile, nella mia chiesetta. Dottoressa Cornali, noi dobbiamo fare più squadra, questa privacy che i servizi sociali non possono dare i nomi, i cognomi delle persone perché c'è la privacy, è solo un familiare che può richiedere. Non facciamo passi in avanti, perché poi troviamo Loretta nel 2024 con tutto quello che c'è fuori che non riesce ad avere qualcuno che non la faccia sentire sola. Ecco, la solitudine che è la peggiore delle malattie, perché poi arriva la depressione, ti chiudi in te stesso e là comincia il disastro. Prego, dottoressa Cornali, veloce perché siamo in chiusura. Detto lei, come avete detto voi, la solitudine è sempre nell'essere umano, nel momento in cui diventa isolamento, perché in questo caso nella testimonianza che abbiamo sentito mi pare proprio che si viene abbandonati proprio nel momento in cui si avrebbe più bisogno, e questa non è solitudine, è di più che solitudine, è isolamento. Quindi certamente è necessario che ci sia una rete attorno alle persone che stanno male, e anche e soprattutto questa rete dovrebbe partire dalle persone affettivamente più vicine, più coinvolte. È importante che se ne parli, quindi è bene che saltino fuori queste testimonianze, ed è bene che ci siano persone come lei, come noi, che nel nostro piccolo stiamo cercando di interfacciarci per creare proprio questo senso di essere insieme e affrontare le cose insieme. È questo alla fine, cercare un senso di fronte a qualcosa che magari la nostra mente non riesce a capire, come il problema, la grande questione del male. Essere insieme, andare avanti passo dopo passo insieme e cercare di fare la miglior vita possibile. Abbiamo Luigi da Treviso, vai Luigi, veloce che sono in chiusura. In chiusura, volevo fissare un appuntamento con lei, ma se non è possibile. Ti richiamo io, lascia il tuo numero di telefono che ti richiamo sicuramente, Luigi. Tranquillo, guarda che io chiamo, poi dovete rispondere però quando chiama Mirella, perché se non rispondete, perché delle volte date il numero sbagliato, attenzione anche del numero. Allora, quello che volevo chiedere anche alla dottoressa Alberton, e poi salutiamo anche, facciamo vedere il libro della dottoressa Cornali. Quanto importante è anche partecipare a trasmissioni come queste e sentire che c'è qualcuno che ti ascolta, che ti dà coraggio, che ti dice vai avanti, non mollare, ecco, non mollare, sentire tra le righe tutte quante le telefonate anche di Nadia, non mollo, vado avanti, grazie, perché le abbiamo anche un po' abituate a confrontarsi con realtà, anche realtà che magari non conoscevano o delle quali non volevano parlarne. Invece bisogna toccare con mano la realtà. Prego, dottoressa Alberton. Infatti è il motivo per il quale ho accettato un po' anche di partecipare, non solo per parlarne in modo che diventi non più un tabù e che sia un argomento che viene, diciamo, maggiormente testato anche tra i giovani, perché alla fine il problema è proprio questo, che non ci si pensa al tumore, diciamo, a questa età, e invece non dico che bisognerebbe farlo, però comprendere che esiste, c'è e che può capitare. E quindi parlarne permette anche di sensibilizzare, e dall'altro punto di vista, soprattutto anche tramite appunto i social, ho riscontrato un aiuto molto importante, perché alla fine io cerco di essere forte, di esprimere tanta positività ed energia, però ho anche io i miei momenti no. Però c'è la famiglia? C'è la famiglia, per fortuna, non solo la famiglia, perché io veramente sono circondata da tantissime persone, ma non starei neanche qui a ringraziarle, perché... È più importante, scusa dottoressa Alberton, ma devo correre, una domanda la voglio fare, è più importante nel momento che hai questo problema grande che è la tua salute, avere un componente della famiglia
oppure ti senti più libera con un amico o un'amica che non sono della famiglia? Cioè, dov'è che ti apri di più? No, la famiglia. La famiglia. La famiglia rimane la famiglia, perché alla fine un amico, per quanto provi ad aiutarti, riesce a comprendere fino a là. Invece la famiglia, il fidanzato, se appunto è uno tra i maschi, diciamo, che riesce a un po' più sensibile, ecco, anche con una semplice parola, una semplice frase, riesce comunque a darti quel sostegno di cui hai bisogno, o anche un abbraccio. Perciò, per quanto gli amici ti aiutino, è una forma di aiuto diversa, che non sarà mai come quella della famiglia. Diciamo che si devono complementare tutti e due, proprio esatto. Unire, e questo dà la forza a proseguire il percorso. Esatto. Allora, vediamo anche il libro della dottoressa Monica Cornali, eccolo qua: Vivere con sapienza, morire con dignità. Certo che sono veramente titoli molto forti, dottoressa Cornali. Lei ha il coraggio di mettere il dito nella piaga, perché questa parola vivere e morire fa veramente riflettere. Prego, dottoressa Cornali. Diciamo che fa parte proprio di quell'atteggiamento di togliere finalmente il tabù, che se ne possa parlare, che non significa che non avremo più paura, ma significa che non verremo sovrastati dalla paura. In questo testo in particolare affronto dei temi estremi che per ciascuno ci vorrebbero giornate intere. Per esempio affronto il lutto traumatico, uno degli incontri che avrò proprio domenica a Vicenza riguarda il tema del suicidio e del lutto traumatico e di come sostenere i bambini in particolare dopo un suicidio in famiglia. Temi di cui si parla poco, ma c'è una grandissima necessità, perché esistono anche queste realtà. Sa, dottoressa, penso sempre a quei bambini che vedono uccidere la propria mamma dal genitore, dal compagno, perché di questi non parliamo mai. Parliamo della donna che manca, che non c'è più. Certo. E non parliamo mai di questi ragazzi. Io ho avuto ospite invece una ragazza che ha perso la mamma proprio per un femminicidio da parte del papà, che ha detto: voi non avete idea cosa passiamo noi, voi non avete idea cosa dobbiamo superare. Ecco, questo genitore che ti uccide la mamma, che non avrai più, è una cosa veramente incredibile. Perché se ne parla così poco invece nel supporto a questi bambini, a questi ragazzi in età adolescenziale, che è la peggiore, dove viene a mancare la figura proprio principale, quella che è la figura della mamma? È una cosa veramente terribile, eppure non se ne parla. Prego, dottore, veloce, perché sono in chiusura tantissimo. Sì, non se ne parla perché l'attenzione mediatica è sul femminicidio e appunto quello va in secondo piano. In realtà, secondo me, è una cosa fondamentale. Come ha detto lei, per fortuna so che partono dei percorsi, numerosi percorsi, soprattutto in caso di minori. Io stessa ho seguito alcuni casi dove, a seconda dell'età dei bambini, ci si interfaccia con diverse realtà. Ho parlato prima all'inizio con Marco Caramagna, che era presidente della Casa di Matteo di Napoli, dove abbiamo parlato di adozione e di affido, ma se poi è così difficile a fare anche un affido, capisce che non andiamo da nessuna parte. Perciò io di questo voglio parlarne, perché veramente bisogna dire anche basta a questa burocrazia che impedisce anche di aiutare queste fragilità. Grazie alla dottoressa Valentina Alberton, qui in presenza, biologa nutrizionista. Grazie alla dottoressa Monica Cornali, psicologa, logoterapeuta e tanatologa, che ha spiegato bene cos'è, e soprattutto grazie per aver, Valentina, dato speranza. Mi raccomando, combattere, mai mollare. Lo sport aiuterà la nostra dottoressa, la famiglia, gli amici, tutti noi a percorrere questo periodo che poi passerà, io sono sicura di questo. Grazie, pubblicità. Abbiamo in linea Gabriella da Mogliano. Ciao Gabriella. Buongiorno. Parlava ben prima, anche la dottoressa parlava molto bene, però bisogna avvicinarsi di più alla fede, che il Signore abbia un ordine che noi altri non si rendiamo neanche conto, perché ammazzare una persona vuol dire essere dannati su questa terra e anche all'aldilà. Quindi su questa terra bisogna cercare di fare del bene
e volersi bene e rispettarsi. Che i giovani capisce questo? Grazie Gabriella, Buongiorno. è vero, ne abbiamo parlato anche con la dottoressa Cornali, perché se c'è l'aldilà vuol dire che qualcuno crede, ecco, nella fede, l'abbiamo vista anche con il lockdown, ecco, le messe come erano seguite, abbiamo avuto degli ascolti incredibili, ecco, soprattutto ecco, capire che chi crede deve credersi, che c'è qualcuno che ascolta. Chi ascolta invece sempre le persone che hanno bisogno, che sono i cittadini, i paesani, sono i sindaci che sono sempre in prima linea. Abbiamo qui questa mattina Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine, consigliere provinciale a Treviso, speriamo che venga a vedere sto banco solidale, una volta tanto faremo un brindisi. Allora saluto anche Federico Stefani, fondatore di Vaia Startup, grazie Federico di essere qui, di essere ritornato a trovarci, perché dobbiamo anche capire questi esempi di bravi ragazzi. Allora partirei proprio dal sindaco Zanchetta, intanto complimenti per la nomina, è stato eletto consigliere provinciale della Lega, ma soprattutto come sindaco di questo enorme, veramente avete impegno, onere di ascoltare, delle volte con poche risposte, perché la coperta che avete è sempre troppo corta rispetto alle esigenze, alle richieste, però qualcuno dovrà pure intervenire, perché così non si può mica andare avanti. Sindaco Zanchetta, cosa ci dice? Beh, dice bene Mirella, intanto grazie dell'invito ad essere qua con voi oggi, per me è un piacere, ho colto, me lo sono scritto, l'invito a portare non solo il sottoscritto ma tutto il Consiglio provinciale a vedere il banco alimentare che so avete lì presso la bellissima sede della provincia di Treviso. Detto questo, siamo in prima linea? Sì, siamo in prima linea per qualsiasi cosa come sindaci, dalla piccolezza alla cosa seria, ma effettivamente è vero, manca l'ente intermedio, quindi c'è la provincia con tutti i suoi limiti che ha, in primis quello economico, perché chiaramente non abbiamo portafoglio se non per qualche competenza che ha la provincia, e poi c'è la regione, ma la regione Venezia è vicina, ma la regione è distante, nel senso che c'è un passaggio lungo da fare, quindi capisco perfettamente il cittadino, d'altronde anche noi sindaci siamo cittadini, e il primo campanello che suoni chi è? Nel caso di Gaiarine abbiamo le sentinelle del paese che sono 4 figure per ogni frazione, ma sempre il campanello del sindaco chiamano per la cosa seria, ripeto, ma anche per il gatto che gli scappa di casa. Ecco. D'altra parte è l'unico punto che hanno di riferimento, che sanno di poter trovare, di poter interloquire. Io dico sempre ai sindaci, perché io li ho sempre quasi tutte le mattine, perché sono quelli che veramente mi piace avere ospite, perché sono quelli vicino al territorio, non c'è niente da fare. Che dico, quando uscite la mattina, la prima cosa che pensate, mamma mia, adesso chi toccherà, quanti caffè dovrò bere prima di arrivare in ufficio, perché noi siamo così, non c'è niente da fare. Questo coraggio di fermare il sindaco perché sai che è un tuo punto di riferimento, o sbaglio Zanchetta? Giustissimo, però è anche vero che, non nascondo, è anche una soddisfazione, perché quando poi puoi dare una mano ad un cittadino, a una persona, e ci riesci, chiaramente è una soddisfazione. Dall'altra parte della medaglia c'è sempre il secondo verso, che è quello di dire vorresti fare ma non riesci. Non so se riesco a spiegarmi questo concetto qua, ma è veramente... Ma non riesci perché non hai i fondi per farlo. Non hai disponibilità economica. Allora andiamo a vedere invece questo video di presentazione di Federico Stefani, questa startup, questo buon esempio invece di ragazzi, perché li abbiamo che fanno del bene a tutta la comunità. Andiamo a vedere. Nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2018 le Dolomiti hanno conosciuto Vaia. Oltre 42 milioni di alberi sono stati abbattuti dalla forza della tempesta, un equilibrio ambientale ora compromesso ed in pericolo. Queste sono le conseguenze estreme ed imprevedibili dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo raccolto la sfida: recuperare il legno degli alberi caduti e ridare loro nuova vita. Dalla distruzione ricreare bellezza. Oggi Vaia è questo, un oggetto essenziale ma ricercato, interamente naturale. Le linee, semplici e leggere,
disegnano un prodotto unico nel suo genere. Non esiste un pezzo uguale all'altro, perché ogni colpo d'ascia dato dall'artigiano incide un taglio che segue le venature del legno, rievocando così la ferita nella foresta. Tutelare e sostenere i territori colpiti, oggi a rischio, recuperando una preziosa materia prima che altrimenti andrebbe sprecata. Il nostro intento è di ripristinare il delicato equilibrio del bosco. Una parte dei ricavi è destinata a ripiantare nuovi alberi e a promuovere iniziative ecologiche nel territorio. Possono sembrare solitari e austeri, eppure gli alberi comunicano tra loro, come una grande comunità, creando attraverso le radici una rete di connessioni. Seguendo il loro esempio, noi intendiamo formare una comunità di persone che condividono i nostri valori e che scelgono di combattere la battaglia di Vaia. Ed è così che un piccolo oggetto diventa veicolo di rinascita e di cooperazione. La vision di Vaia è di costruire oggetti utili all'uomo e alla natura, valorizzando materie prime provenienti da luoghi specifici, colpiti da calamità naturali. Oggi utilizziamo gli alberi caduti nel nord-est dell'Italia, domani recupereremo altre materie prime, ridando loro dignità. Allora Federico, intanto ti ringrazio, veramente grazie per questi video che fanno capire anche chi siete, che giovani abbiamo, quanto ci impegnano per il bene della comunità. Ecco, voi state facendo un aiuto, date un aiuto e un bene alla comunità. Però si vedono poco, si vedono i cattivi esempi, mentre i buoni esempi fanno fatica a decolare. Questo non l'ho mai capito, però io penso che con la mia trasmissione invece cerco di fare proprio questo. Ecco, di far capire, ho capito io, però dobbiamo avere anche le notizie buone di esempio. Com'è la situazione? Come mai abbiamo così pochi giovani nel mondo del volontariato, addirittura anche nello sport? Molti non fanno sport, non lo vogliono pure sentire, studio, sono troppo impegnato, poi abbiamo visto nelle Paralimpiadi cosa vuol dire invece studiare, essere impegnati e anche vincere tante medaglie. Sudore, sacrificio, fatica. Forse è questo che dobbiamo dare a quei giovani che non vogliono ascoltare. Cosa ne pensi, Federico? Credo che in realtà tanti giovani facciano tanto e come sempre lo hai detto anche tu, ci si focalizza su quello che non funziona rispetto alle tante cose belle che accadono. Io credo che i giovani in realtà oggi sono persone che hanno voglia di mettersi in gioco. Semplicemente io ho 30 anni, no? Penso ai giovani che hanno 10 anni meno di me e vedono un mondo che sembra che qualsiasi cosa si faccia comunque le cose non migliorano, ognuno pensa forse magari a avere un impatto nella propria vita quotidiana senza pensare a quelle che sono magari le grandi azioni collettive, di azioni politiche, di dire la propria opinione, di mettersi in gioco nel cosiddetto bene pubblico. Una persona oggi, secondo me, cerca di stare bene con se stesso, con la propria cerchia di amici, perché siamo un po' disinteressati rispetto a chi le scelte le sta facendo ma non è in grado di avere la capacità di incidere su un cambiamento vero. Vediamo il cambiamento climatico, vediamo le politiche del lavoro, pensa alle guerre che stanno avvenendo adesso, che vedi il mondo e dici ma siamo nel 2024 e vedi in Ucraina, in Palestina, Israele, Medio Oriente. E io mi immagino i giovani che siamo sempre iperconnessi, abbiamo un sacco di informazioni, sembra quasi di non poter incidere nel mondo. Secondo me l'energia buona c'è. Io spero in modo molto umile di essere un esempio di quanta gente come me cerca di fare qualcosa. Conosco tanti imprenditori, tante start-up, tante persone
che si mettono in gioco. Guardate che sono tantissime, spesso non hanno l'attenzione che meritano. E guardate, se noi vogliamo immaginare l'innovazione del paese, l'innovazione della società di oggi, sono le nuove imprese fondate da giovani che possono creare l'economia del futuro. E su questo l'Italia, i governi devono puntare, devono dare fiducia ai giovani, perché se si sbaglia si può creare qualcosa di nuovo. Se sempre si fa quello che si è sempre fatto come prima, sappiamo già cosa accade. Per cui dobbiamo imparare ad innovare, a stupirci, a investire nel futuro e soprattutto dare fiducia a chi il futuro lo vuole creare, che sono le imprese, tanti giovani che in realtà ci sono, che però si ascoltano poco, perché vedete in Italia lo sappiamo, no? Tu sei giovane fino a 50 anni perché prima tendenzialmente non ti ascoltano, perché sei troppo giovane, perché non hai esperienza e si tende sempre ad andare su quello che è il tracciato sicuro. In realtà la storia ci insegna che chi rischia, chi fa le cose in modo diverso, che può costruire e scrivere qualcosa che può migliorare la società. Dobbiamo avere fiducia magari in quello che apparentemente non conosciamo, ma che può migliorare la situazione di oggi. Vorrei avere Federico Stefani, i suoi amici, i suoi soci, i suoi collaboratori tutte le mattine per questo messaggio che sta dando con parole anche semplici che possono arrivare a chiunque, di credere nei giovani. Quello che io faccio tutte le mattine, li porto anche in trasmissione, faccio vedere. Il problema è che poi non vengono ascoltati, sindaco, anche voi fate fatica a inserirli, perché purtroppo abbiamo delle leggi che dovrebbero essere riviste, abbiamo leggi che addirittura, io mi dicevo e lo porto sempre, lo dico anche a Federico Stefani, giudice Borile, che ha detto: Mirella, purtroppo la legge ci vieta di obbligare a fare lo sport. Ecco, se il ragazzo, la persona non vuole, io non posso obbligarlo anche per un recupero, per dare delle regole a fare questo. Capisce forse, sindaco, lei fa parte di un partito importante, un partito che è stato, che ha il governo, che dovrebbero cambiare anche il registro, dare delle risposte anche più concrete a voi, perché poi il cittadino si rivolge a voi anche per trovare degli buoni esempi, delle associazioni che possono aiutare, ma c'è una solitudine che regna sovrana, perché i servizi sociali non funzionano, perché non danno i nomi, perché c'è la privacy, e intanto poi troviamo la persona morta, la persona sola, quella che chiama Sveglia Veneti per l'aiuto, e poi la Mirella deve chiamare il sindaco, ma come? È così. Prego, sindaco Zanchetta, cosa vuole dire al nostro Federico Stefani con questo bellissimo video e quello che ha detto? Beh, a Federico, ciao, intanto voglio dire grazie. Grazie, perché quando si crede in un progetto credo sia la cosa più bella. Se questo poi avviene a 30 anni ancora di più. Giuro, non sapevo che in trasmissione oggi c'era questo progetto Vaia. Io quell'oggetto che avete fatto col cellulare, portacellulari, sì, ce l'ho a casa, ed è un grande regalo che mi ha fatto l'amico e collega quella volta Andrea De Bernardin, sindaco, che salutiamo, che era un ospite fisso quasi a Sveglia Veneti, una grandissima persona, che tra l'altro gli ho comprato il libro perché me lo voleva regalare, sulla storia di Vaia, che lo consiglio a tutti, è bellissimo da leggere, e proprio si sente quanto il sindaco sia in prima linea, ed è in prima linea anche su queste cose qua, quindi veramente complimenti. Rispondo a Mirella quando mi chiedeva lo Stato, no? Dicevamo prima che la regione è distante, figuriamoci lo Stato, siamo su due pianeti completamente diversi. Io ho una assistente sociale, per fortuna brava, purtroppo dal 1° di novembre va via, perché ha vinto un concorso in Friuli, e in Friuli a parità come si dice, di classe, di categoria, prende dai 2 ai 300 euro al mese in più. Questo è assodato perché c'è l'autonomia della regione, certo, e fanno le loro scelte, e sicuramente non vado a dire se è giusto o sbagliato. Dico solo che io con un assistente sociale, a prescindere che adesso per 6 mesi devo aspettare, perché... 6 mesi? 6. Devo aspettare perché comunque lei potrebbe anche cambiare idea, non lo farà mai ovviamente, ma la legge mi impone di star là sulla porta ad aspettare, e per 6 mesi i casi sociali
Li gestiremo al meglio, faremo al meglio come stiamo facendo Perciò ora. Gaiarine per 6 mesi sarà nel limbo finché sto sindaco non verrà data la possibilità di avere un altro assistente sociale. Abbiamo Francesca da Ormelle, vai Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo una domanda per il sindaco che riguarda la polemica che c'è stata tra il sindaco e il capogruppo di opposizione che ho letto nel giornale qualche giorno fa. Volevo chiedere com'è nata questa polemica e perché si è sviluppata. Hai fatto bene perché è giusto capire, se non si capisce. Allora questa polemica cos'è, come è andata a finire? Prego sindaco Zanchetta. Semplicemente non porto via tempo alla trasmissione, ringrazio intanto per la domanda, la saluto, mi sembra Francesca. Molto attenta a leggere i giornali, effettivamente è vero. Noi con l'opposizione, proprio nella convinzione che il sindaco non fa politica, nei nostri comuni non fai politica, fai amministrazione che è un'altra cosa. I precedenti 5 anni di amministrazione li abbiamo fatti condividendo tutto con le opposizioni, quindi con la massima trasparenza e massima tranquillità. C'è stato il rinnovo del Consiglio Comunale, la vice sindaco della precedente amministrazione si è candidata a sindaco, ho vinto io, ma non è questo il tema. Andiamo in Consiglio Comunale, non mi può assolutamente attaccare per un impegno, per una cortesia che abbiamo sempre fatto, che è quella di inviare via mail 5 giorni prima del Consiglio Comunale tutto il materiale. Mi sono trovato in Consiglio Comunale che ha detto che nei 5 giorni il materiale non gli è arrivato, che è vero, un foglio. La legge prevede comunque che il consigliere venga a ritirarselo in comune dove era disponibile. Chiaro che queste cose qua rallentano, inclinano anche il rapporto, il prosieguo. Riconvocando un Consiglio Comunale, l'abbiamo fatto domenica mattina alle 8:30, solo per questo punto qua, perché il segretario, il quale ovviamente detiene come si può dire, detiene la legge, era un po' preso tra vari regolamenti. Il burocrate, diciamo che è mano, il burocrate. Bravissima, e nel dubbio ho detto ma rifacciamo. Come l'assistente sociale abbiamo un segretario comunale che ha, non ho certezza se sono 11 o 12 comuni, quindi capisco perfettamente anche lui come possa ricordarsi 11-12 statuti Ma allora, comunali. sindaco Zanchetta, mi scusi, ma questi politici, parlo a 360 gradi, hanno capito le esigenze del territorio, della regione, dell'Italia in generale, oppure è stato delegato tutto ai burocrati, i quali ci impediscono e impediscono a voi di proseguire nel lavoro, perché basta una virgola sbagliata, basta un foglio che non arriva, dopo a spiegare perché non è stato fatto questo, perché bisogna rifare tutto, perché non ho personale. Ma io dico anche a Francesca e alle tante persone che stanno ascoltando a casa, specialmente alla politica, ma invece di vedere la parte a cui appartieni politicamente, destra, sinistra, centro, qui bisogna ragionare col buon senso, qui bisogna mettersi attorno ai tavoli e portare avanti i problemi che ci sono tutti assieme, facendo un'opposizione, ma un'opposizione costruttiva su cose importanti. Qui c'è la gente che diventa sempre più povera, sindaco, io ne so qualcosa e vi farò vedere quando verrete all'Emporio Solidale quante famiglie del nostro territorio che neppure più con 2 stipendi ce la fanno. Guarda, è una cosa incredibile, sindaco. Il Covid, cerco sempre di cancellarlo come vocabolo, ma ogni tanto riemerge e questa mi ha dato l'occasione. Ci ha fatto conoscere una realtà veramente che mai pensavo, ma non da sindaco, anche da cittadino. Durante il Covid abbiamo coinvolto, grazie alla protezione civile, chiamano, continueranno a farlo, gli anziani che vivono da soli. Non avete idea di quanti casi di persone che non sapevamo avessero necessità. Cosa fa con una persona sola e se questa adesso va anche via? I volontari. Il volontario è sempre il volontario che deve subire quello che non riesce a fare la politica in tanti anni. Ma certo che sì. Ma questo è quello che non... Ma io ho sentito ieri, quando c'è stata questa telefonata tra Giorgia Meloni e Ellis Line.
Perché? Perché la guerra fa paura a entrambi, e si sono parlate. Ma c'è anche un'altra guerra, c'è la guerra del territorio, della povertà, della mancanza di lavoro, della mancanza di strutture. Chi è che paga le conseguenze? Sempre la fragilità che non viene ascoltata, e non danno la possibilità a voi burocrati, la burocrazia, di fare quello che dovete fare o volete fare. Cosa ne pensi, Federico Stefani? Io penso che manca la fiducia, no? E quando si fa qualcosa, ognuno ha paura che c'è quella carta che mi tuteli, c'è quella pezza d'appoggio che mi dice che sono a posto, l'ho fatto. Nessuno muove più un dito se non c'è una carta firmata da qualcuno che ci toglie dalla responsabilità. Perfetto. Il concetto di fiducia e responsabilità. Le persone non hanno fiducia perché hanno paura a prendersi delle responsabilità. E io francamente mi immagino i sindaci, ho una grande stima veramente per i sindaci, perché tante cose stanno in mano loro e le persone non si rendono conto che uno, non sono dei Superman, e secondo, devono stare all'interno di un sistema dove c'è un sistema giudiziario, c'è un sistema di tutela, c'è un sistema amministrativo, dove ci sono tante persone che vanno coordinate. Purtroppo, invece che mettere l'attenzione sull'obiettivo, no? Il fine giustifica i mezzi. Ecco, secondo me non deve essere solo visto in modo negativo, ma dobbiamo ritornare, pensa all'Italia degli anni 70-80 che voleva costruire, lì non c'era la carta, pensa che noi appunto piantiamo alberi, recuperiamo legno, lavoriamo con gli artigiani locali e abbiamo da firmare carte sui controlli antimafia, che è una cosa perché voglio far vedere questo video piantumazione, se no lo perdo, perché il tempo è tiranno, è già volato. Andiamo a vedere il video piantumazione. Isolata dal resto del terreno. Sono 3 specie. Allora, Sindaco, vedendo queste immagini, sentendo Federico Stefani, forse coinvolgerli di più anche all'interno delle giunte, capire anche con loro, ecco, dove si può andare a parare, come si può fare per superare anche questa maledetta burocrazia che non l'ha messa il cittadino, ma l'ha messa qualcun altro, perché così si è tolto il peso. C'è la burocrazia che mi impedisce di fare. Questo è quello che volevano raggiungere. Prego. Sì, per tanti può essere anche la sensazione che sia una risposta facile, quella di dire non faccio perché non posso. Effettivamente è vero, lo diceva Federico nella sua velocissima ma precisissima analisi, abbiamo le mani legate, ma questo è verità e Vangelo. Federico, abbiamo veramente bisogno di tanti giovani come te, come voi, ma non solo per quello che fate, ma anche per... abbiamo bisogno di sentire anche uno spirito diverso, una visione diversa del futuro, perché sennò qua ci richiudiamo, Mirella, in 4 veci e andiamo avanti, no? Col solito tram tram. Ma siete anche il governo adesso, Sindaco, come partito? Ma certo che sì. Potete anche cambiare le regole del devono gioco. Essere cambiate, per forza di cose devono essere cambiate, lo dico io per primo che devono essere cambiate, ma raggiungere Roma
dicevamo prima della difficoltà con la Regione, pensa arrivare a Roma è Però peggio. siete in tanti, se fate squadra e voi avete la forza dei numeri che sono i cittadini che vi hanno votato, calma, perché voi avete le preferenze del cittadino. Adesso avete fatto anche questa squadra con i sindaci. Io dico sempre che siete troppo tiepidi rispetto al potere che avete, perché voi avete la forza dei cittadini, o sbaglio? Federico, Stefani, cosa vuoi dire il sindaco? Che dovrebbero essere più forti come voi, con le idee chiare, e battere. Se una cosa non va, la burocrazia ci fa fermare, dobbiamo superare questo ostacolo della burocrazia, i burocrati. Prego Federico. Guarda, io ho una grande stima per i sindaci a prescindere, perché sono veramente le persone che, l'hai detto anche tu prima, stanno in prima linea. Allora, vi faccio un esempio piccolo. Immaginate un'assemblea di condominio dove ci sono 10 persone e non si riescono nemmeno a mettere d'accordo su dove mettere le fioriere. Pensiamo che un sistema italiano che ha 50 anni cambia un governo e cambiano le linee guida, cioè lì si devono mettere d'accordo la Schlein, la Meloni, Conte, Renzi, si devono mettere intorno a un tavolo, cosa che non faranno mai, e dire ragazzi, ci crediamo veramente nel cambiare l'Italia. Lì è semplicemente un gioco dove cambiano lo 0,3% delle cose e poi rimane tutto uguale. Per noi giovani, e ritorno a quello che dicevo prima, è avvilente. Perché dovremmo interessarci della politica e del bene comune quando non riusciamo a incidere? Io direi solo una cosa: bisognerebbe andare oltre le diversità. Penso alla maggioranza di governo, sono 3 partiti e comunque hanno diversità di visione, va un'altra maggioranza, hanno sempre gli stessi problemi e giriamo così come un criceto sul proprio... cioè, è veramente complesso, Chi fa politica si trova a dover combattere contro questo mostro che è la burocrazia, effettivamente, e soprattutto il senso che se qualcuno fa qualcosa e lo fa per il bene comunque riceverà una marea di critiche qualsiasi cosa fa. I sindaci, se fanno, posso alzare la mano? Posso alzare la mano, Federico? Posso? Se tu fai, se la squadra fai del male, perché togli la visibilità a quel politico che non ha capito niente, invece di far squadra divide. Questa è la verità. Tanto è vero che il mondo dell'associazionismo è in forte difficoltà per questo motivo, perché sono riusciti a dividere anche quel mondo, perché va avanti l'amico dell'amico, tutto il resto è noia. Questa è la verità. Sindaco Zanchetta. Sì, no, concordo, non posso negare l'evidenza, effettivamente questo è. Punto. Cambiamo tema, nel senso che su questo tema abbiamo le idee chiare tutti, ma sono convinto che ce l'abbiano anche chi dall'alto non vuole cambiare. Non vuole cambiare magari per personalismi, per visibilità, come dicevi te, perché siamo sempre andati avanti così e continuiamo così, perché la macchina è rodata così, ma se non ci diamo veramente un giro di vite. E le persone le abbiamo? Ma sicuramente le persone le abbiamo, ma quando io vedo che i giovani non vanno più a votare, una riflessione me la sono fatta, ce la facciamo, ma ahimè non posso cambiare nulla, o comunque pochissimo. Io ho fatto la squadra nuova amministrativa, sono veramente giovani, ma perché? Perché credo nei giovani, perché è giusto che ci siano i giovani, ma un giovane deve essere motivato. Grazie a Diego Zanchetta, sindaco di Gaiarine, consigliere provinciale a Treviso della Lega, che Mirella inviterà, ma ringrazio anche Federico Stefani, fondatore di Vai a questa startup, che a mio avviso i sindaci dovrebbero invitare e fare dei bei convegni con queste persone e con i ragazzi, forse loro insegnerebbero di più. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. 292 dice il vero. Solo che non erano i primi. Con un anticipo di ben 48 anni sul viaggiatore veneziano, esattamente nel 1244, il medico bergamasco Ruggero di Bruca prometteva ad un paziente un lanaiolo genovese, a patto che smettesse di mangiare carne, frutta e pasta. Ingredienti per 4 persone: 320 grammi di vermicelli, 200 grammi di fior di latte tagliato a fettine sottili, 2 cucchiai di parmigiano, 3 uova,
4 foglie di basilico, olio, sale. In una zuppiera sbattete le uova. Aggiungete il parmigiano e il basilico. Tagliate il fior di latte a fettine sottili. Mettete a bollire l'acqua. Lessate i vermicelli e lasciate cuocere. Levate i vermicelli molto al dente e lasciateli raffreddare. Quando i vermicelli si saranno raffreddati, versateli nella zuppiera con le uova e mischiate bene. In una padella antiaderente versate 2 cucchiai di olio. Quando sfrigola, versate la metà dei vermicelli in uno strato sottile. Distribuite sulla superficie le fettine di fior di latte. Versate i vermicelli rimasti. Appiattite la superficie della frittata con una spatola e lasciate cuocere a fuoco vivo per un paio di minuti. Smuovete la padella per non fare attaccare la frittata al fondo. Girate la frittata su un piatto o su un coperchio e riversatela nella padella. Servite calda o fredda e buon appetito!